mattina apriamo con due donne, due care amiche per Mirella, due persone che cercano anche loro di mettere la famosa goccia per cercare di portare aiuto specialmente alle fragilità, ma anche in politica. Sto parlando della dottoressa dell'avvocato Antonella Tocchetto, grazie. Grazie Mirella dell'invito. Che penso non serve neanche presentarla, ma vorremmo anche capire cosa sta succedendo specialmente con le fragilità. Ecco, questa sinistra che si è persa un po' in questi anni, che dovrebbe a mio avviso aver più ascoltato, era un ruolo che le confaceva molto. Vediamo come sta andando le cose. Ne parleremo anche con un'altra donna che è la dottoressa Silvia Grigolin, presidente Family Way, un'altra associazione importante che spiegheremo. Grazie, anche lei l'avete già conosciuta, ma anche lei che continua a battagliare perché per aiutare le persone con progetti anche validi devi farti largo, ma non ce la fai lo stesso. Perché se non fai parte dei cerchi magici, tu puoi essere la più brava, la più intelligente, la più buona, i tuoi progetti vengono messi da parte. Sapete che la Mirella ve lo dice tutte le mattine. Allora, io partirei proprio dalla dottoressa Grigolin. Allora, Presidente, un'associazione importante, qual è il progetto e l'obiettivo della sua associazione? Allora, i progetti sono più di uno, partono tutti dalla riflessione sulle famiglie di oggi che sono cambiate, è cambiata la struttura, sono cambiate le relazioni, le accomuna principalmente la mancanza di tempo e da lì sono nate diverse progettazioni. Una che a nostro avviso è importante, che stiamo mantenendo, è quella del supporto alla genitorialità, perché spesso ci viene richiesto e ci viene richiesto in realtà a tutte le ore, in tutti i momenti, perché si pensa di risolvere il problema nel qui e ora. In realtà quello che cerchiamo di fare è leggiamo la situazione che sta vivendo il figlio a prescindere dall'età in un'ottica evolutiva e cerchiamo di fornire degli strumenti in modo tale che poi il nucleo familiare possa riuscire a trovare delle strategie anche successivamente, non per forza nel momento in cui ci siamo noi, perché non sempre possiamo esserci. Però è una cosa che vediamo serve ancora, è stata richiesta prevalentemente negli anni passati, ma continua ad esserci. L'altra progettualità importanti sono le Case Anni Verdi e le Case Anni d'Oro. Le Case Anni Verdi è un progetto diffuso nel territorio, in provincia di Treviso, in provincia di Belluno, nel Veneziano, da ormai quasi 10 anni. E prevedono l'accoglienza in ambiente domestico di un numero ridotto di bambini anche in età scolare. Noi formiamo l'operatore che accoglie in casa il bambino, ovviamente in numero ridotto, in base alla sua disponibilità di tempo, di orario, e che possa quindi dare risposta alle famiglie che si trovano in difficoltà nel conciliare i tempi di lavoro e accudimento del bambino. E quello che a noi sta a cuore particolarmente in questo periodo è il progetto delle Case Anni d'Oro. Quello è quello che fatica un po' a decollare, è legato alla... Il più delicato anche, direi, forse. Sì. Perché è come fossero bambini una certa età, perciò... certo sì, perché l'anziano poi attraversa delle fasi in cui torna anche a dei comportamenti che sono quelli o dell'adolescente, preadolescente, ma anche del bambino, quindi anche la teoria della retrogenesi un po' ci insegna questo. Lì l'idea è quella proprio di creare un ambiente anche lì familiare che possa accogliere massimo 5, ma potrebbero essere meno, anziani autosufficienti o parzialmente, quindi non che richiedano un accudimento che è quello che può dare la realtà istituzionalizzata, ma un luogo familiare, una persona formata per accogliere, accompagnare nella quotidianità, aiutare nel mantenere attive alcune capacità che se no, in un'ottica di invecchiamento attivo, che se no l'anziano va perdendo, per cui non sostituendosi all'anziano nel suo per fare, ma aspettando che possa attivarsi. E questo progetto trova paletti? Un po' di difficoltà le abbiamo riscontrate. Allora, un po' siamo partiti noi con questo progetto, a differenza dell'altro, poco prima dello scoppio del pandemia, e quindi ci siamo un po'... Poi siamo ripartiti bene, abbiamo avuto più adesione nella formazione, delle difficoltà ad attivarsi perché c'è un po' di timore anche a livello di bilancio economicamente in questa cosa, ma anche dei paletti rispetto a
degli enti o delle istituzioni con le quali noi cerchiamo continuamente il dialogo, perché tutte queste progettazioni le facciamo in concertazione con i servizi, non che da soli, isolati. Allora, sentiamo cosa dice l'avvocato Tocchetto anche come politica, questa politica che chiude i progetti validi oppure porta avanti quelli che fanno parte, come ho detto io, di questa, dell'area della stanza dei bottoni, tutto il resto è noia. Prego. Allora, siccome mi conoscete e come Mirella sono molto franca, allora il sociale dovrebbe avere il 90% sui bilanci dei comuni. So bene che abbiamo bisogno delle strade e della luce, ma il problema sociale è una bomba a orologeria. Per quello che riguarda gli anziani, io spesso sono amministratore di sostegno di persone sole con pensioni di 570 euro e che sono per forza a carico del comune, che sbuffa. Parliamo delle questioni genitoriali. Io vorrei un'associazione come la sua in ogni quartiere, perché io che mi occupo di genitorialità, e infatti alle 11 ho l'ennesima udienza, c'è un problema gravissimo. Sì. Il problema grave è che i genitori giovani, ti dico anche il range, che è quello che mi preoccupa di più, 32, 47 anni, 50, ritengono che i figli fatti, una volta fatti, sono strumento per andare contro la compagna o l'ex compagno, perché spesso si rompono le famiglie. Diventano uno strumento e soprattutto, e sono franca, le donne si sacrificano tantissimo. Gli uomini non capiscono che devono essere genitori e non stalker della compagna. Guardate che ci sono situazioni tremende. Quando gli si propone un aiuto genitoriale, psichiatrico, psicologico, di associazioni come quella della dottoressa Grigolin, sai cosa mi rispondono? Avvocato, io non sono mica un malato di mente. E io mi arrabbio e urlo. Detto questo, siccome noi abbiamo due problemi, non ci sono soldi, e questo è un problema. Secondo, i bambini sono gli adulti del domani e se vivono male i primi anni di vita in un contesto genitoriale di grandissima litigiosità, formiamo degli adulti litigiosi. Guardate che le questioni dei giovani e delle baby gang non è perché il giovane non sa cosa fare, è perché il giovane è perso. No, io ho salvato, cioè noi come professionisti abbiamo salvato 2 ragazzi che erano i capi delle baby gang, indirizzandoli con procedimenti penali in corso, indirizzandoli alla break dance, che si sono salvati, hanno recuperato la loro vita. 2, gli anziani, che sono una forza importante, se noi li lasciamo soli, questi muoiono. Se noi li investiamo anche in un aiuto per essere guida dei giovani, noi li aiutiamo e, non dico gratuitamente, ma uniamo le forze per superare anche le difficoltà economiche che ci sono. Certo, proporre alle pubbliche amministrazioni, che ovviamente hanno tanti problemi economici, quindi me ne rendo conto, ma proporre progetti e andargli anche incontro con poche lire diventa per loro difficile. Ma io mi rendo conto che far quadrare i bilanci, i sindaci sono degli eroi, il piccolo comune che fa ancora più fatica al grande sono degli eroi, ma una strada la dobbiamo trovare, perché se abbiamo un problema di società, il problema della società nasce anche perché non c'è più una rete familiare, non esiste più la rete familiare, e la rete familiare aiuta i giovani genitori a essere consapevoli che devono essere delle guide e non utilizzare uno scontro tra le parti, e dall'altra parte noi possiamo utilizzare le persone anziane, ma a volte dicono persone anziane a 70 anni, ma questi possono fare una vita. Abbiamo un presidente che fa anche abbastanza danni in America, che ne ha 80, voglio dire, non è che i 70 anni... Ma noi abbiamo anche il presidente Mattarella. Per fortuna abbiamo Mattarella, appunto, che ha dimostrazione che una persona over ottantenne, voglio dire, sta tenendo fede alla democrazia del mondo, perché nel momento in cui lo attaccano, ovviamente non è che Putin attacca Mattarella gratuitamente, e Mattarella rappresenta lo Stato italiano e quindi tutti noi. Abbiamo sentito ieri come ha difeso assolutamente, e averne di Mattarella migliaia. Però ripeto,
Queste associazioni sono utilissime, ma soprattutto, attenzione, con Mirella tante volte facciamo le puntate sulle questioni, come dire, familiari, ma se c'è una crisi familiare è perché bisogna imparare ad educare i genitori e non è facile. Allora, siccome c'è Rinaldo che ha bloccato il centralino e dai 9 case acqua connetta in man, ciao Rinaldo, spero che si dai beva il caffè. Vai Rinaldo! Si dai beva il caffè, vergogna il dito. Rinaldo! Allora, in attesa che Rinaldo si beva il suo caffè col centralino bloccato, andiamo invece, ritorniamo dalla dottoressa Grigolin. Allora, qua il progetto, questi anni verdi, bellissimo, anni d'oro, bellissimo, fa capire l'importanza del mondo del volontariato, nel senso che il mondo del volontariato ha capito più della politica quali sono le fragilità del territorio e sta cercando di spiegare, ma anche nel fare e nell'agire, per aiutare a staccare la spina in vari settori. Questo non riesco a capire se la politica dà fastidio, se la politica dice tanto c'è il mondo del volontariato che aiuta, basta che alzi il telefono e arrivano, perché questa è la verità, ma secondo lei cosa si potrebbe fare per far capire anche l'importanza del volontariato che ha salvato nella pandemia, perché lo dico tutte le mattine, era il volontario che andava nelle case a portare la borsa, a rischiare anche la pelle, ad aiutare le fragilità, che dobbiamo girare col commercialista e pagare per fare i volontari. Cioè, ma vi sembra una cosa, no? Guardate che io la dico in continuazione, perché è una cosa che mi sta talmente stretta. Ieri guardavo questi volontari che poi stasera vedrete sul telegiornale di Antena 3 anche le immagini che abbiamo girato agli orti sociali, al banco solidale, cosa dicono le persone. Cioè non riesco proprio a capire questa paura di perdere la visibilità. Ecco, io dopo lo sentirò anche dall'avvocato Tocchetto, del politico. Se lo fa lei non può farlo perché perdo visibilità io. Ma lui non è capace di farlo. Non sa neanche da che parte, sa solo copiare in molti casi. Allora si copia e si realizza quel progetto, magari che vengono messi i paletti alla nostra dottoressa Grigolin. Si prende un qualcosa e si porta da un'altra parte, così faccio bella figura, prego. Ma sì, che sarebbe anche una buona cosa, nel senso che nel momento in cui l'idea c'è, funziona, è stata costruita, non è improvvisata, perché ormai insomma sono un po' di anni che stiamo studiando e abbiamo anche visto quali possono essere gli elementi di criticità migliorabili, qualora qualcuno volesse prenderla in mano e dire ok, l'ho ideata anche io, non è un problema, l'importante è che vada avanti, perché l'associazione normalmente si attiva per il bene comune, così dovrebbe essere. Se dall'altra parte abbiamo il politico che per visibilità vuole poi dire ok, io questa cosa la sto facendo e sta venendo da me, non è un problema, cioè non dovrebbe essere un problema per l'associazionismo questo. L'associazionismo vero dovrebbe dire va bene, purché venga fatto. Sì, ma assieme però, perché sei tu che hai creato il progetto, sei tu che sai, non di prendere un pezzo, no, perché bisogna anche dirla tutta e portarlo da un'altra parte che non è quello il progetto. Perché veramente, guardate che copiare, guardate che io ne so qualcosa, e lo sa anche l'avvocato Tocchetto con Villa Margherita, il copiare è stato formidabile a Villa Margherita. Tutto quel po' di associazioni all'interno, che ognuno aveva un ruolo ben preciso, tutte spezzettate, cioè, hanno preso quello che serviva a loro, però non è più quel progetto di Villa Margherita Inclusiva, ha perso proprio quello, il cuore pulsante. Rinaldo, sì, tu tornava, se è possibile che te metti a occupare il centralino, te va a beverti il caffè, te vai a televisione, te ciao mia Mirella, dai vai. Ciao Mirella, e buongiorno alle tue ospiti intanto. Saluto e a Tocchetto e la rivedo volentieri. Ricordate che a Tocchetto sei una brava persona, ascoltea perché dice la verità e racconta le robe giuste e se Dio fa tanto per il popolo. Non l'hai ascoltata perché è del Partito Democratico, tutto va, ma è una brava persona e anche la signora, tutte quelle che fanno questi mestieri qua, queste robe qua, aiutare la povera gente e se brave. Solo che in Italia parliamo sempre con chi che è poveri come degli altri, nel senso che non ha possibilità di aiutarli, sa come fare, ma non ha possibilità di aiutarli. E il governo, tutti questi
questi deputati, senatori, sta gente che abbiamo, che ha 40 anni, che tira 30.000 franchi, 30.000 euro al mese e tutto pagato. Mica mai lavorare. Sono andato a lavorare a 10 anni, Mirella, che ne avevo 82 e ho lavorato fino a 77. Non per arricchirmi, per tirare avanti la mia famiglia. E ora, bisogna che sapesse cosa volesse fare di soldi prima di andare a tirare. Per andare a tirare 15.000 euro al mese di sdotto, bisogna che si vergogna. Perché? Ma aiutate, ti regano 12 e stai per fare qualcosa per la povera gente, per le persone anziane, che venga la possibilità adesso di essere su quei posti. Perché se gli anziani con il suo lavoro non avessero creato un Veneto virtuoso, non sarebbe niente, saremmo tornati in Dio. È giusto che sia tutto questo benessere perché il progresso va avanti e giustamente va bene così, ma dopo dico una roba sola, ricordate di fare, va bene, di fare a carità senza spendere un franco, cioè 5 palmie della Mirella non vi costa niente, perché? Perché non vi costa una ira, fa beneficenza a gratis e a Mirella con quello che fa e solare, ti vedi tutto quello che sì, fa. voglio dire ai politici, sì, voglio dire ai ori. Mirella è l'ultima. Grande Rinaldo, ti ringrazio, vado avanti perché devo far vedere, grazie Rinaldo, non stando a bere il caffè tutte le mattine, sennò è una tragedia. Andiamo a vedere questo video, i ricordi riaffiorano, Family Way, andiamo a vedere. Molto bello, dottoressa Grigolin, bellissimo. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma io sono sconcertato perché sempre più i comuni in questi ultimi anni sono ricorsi all'addizionale IRPEF, all'aumento dell'addizionale, sono ricorsi all'aumento dell'IMU. Praticamente le spese fanno sempre più fatica a starci dentro. E di fronte a questo, no, visto che l'intervento dello Stato nei comuni non c'è più,
E di fronte a questo abbiamo la Meloni che ha appena richiesto un prestito di 14 miliardi per le armi, quando abbiamo una Costituzione che ci proibisce di fare la guerra. Ma non è che siano solo 14 miliardi, ci sono anche i soldi che abbiamo speso prima. Allora, ma con questi qua che continuano a spendere soldi in armi e hanno giurato sulla Costituzione, perché hanno giurato loro sulla Costituzione quando hanno fatto il governo, e la devono rispettare, cioè che non devono fare la guerra se non per difendersi, ma perché la gente non dice nulla? Stanno ipotecando il futuro dei prossimi governi, dei vostri figli. Basta con queste armi, perché la sanità, la scuola e tutto quello che ci va dietro e i comuni saranno sempre più in difficoltà. Buona giornata signori. Grazie caro Claudio. Allora, dottoressa Grigoli, intanto spieghiamo questo video molto bello, proprio che fa ricordare, che ti fa sognare di riprendere in mano proprio questa situazione dei diversamente giovani, mettere assieme i bambini con loro, ad esempio con gli asili anche gratuiti, questi asili che costano una botta, mentre abbiamo separato i bambini, i diversamente giovani, i ragazzi, il bambino con la bambina, il ragazzo, sempre noi divisi, non parlare di persone, invece cominciamo a parlare di persone. Non sarebbe il caso che la politica riprendesse in mano questi valori, che abbiamo bisogno uno dell'altro per crescere bene? Il video volutamente riprende un pochino come spunto di riflessione quello dello scambio generazionale, che è un elemento che noi valorizziamo, vogliamo valorizzare all'interno di questi progetti, che nascono comunque da un approfondimento da parte di professionisti del settore, quindi al di là dell'associazionismo noi lavoriamo in ambito sociale da anni e quindi abbiamo uno sguardo un po' tecnico che può servire anche come per portare avanti dei progetti che poi abbiano continuità nel tempo e che puntino sulla qualità, non solo sul numero. Quello che mi viene da dire è, e qui ritorno all'avvocato, che un elemento che troviamo ricorrente e che rende più difficoltosa tutta la dinamica del supporto alle famiglie è la mancanza di capacità di gestire il conflitto. Questo mettere insieme nonni e bambini, dove il nonno ha un suo saper fare ma anche un bagaglio esperienziale, no? Legato all'aver vissuto anni di vita vera, permette alle volte di dissipare alcune situazioni, dare con l'esempio, che è quello che manca adesso, perché manca il tempo e manca anche la possibilità di dare un esempio concreto, la possibilità di far vedere come una situazione di conflitto può essere risolta, dipanata, gestita in maniera con tranquillità, adeguata. Sì, perché è anche utile che si possa confliggere in certe situazioni, ma bisogna vedere come e come possa essere vissuto all'interno di un nucleo familiare anche in maniera costruttiva. Stiamo discutendo, abbiamo opinioni divergenti, dopo come la risolviamo questa cosa? Giusy, poi andiamo dall'avvocato Tocchetto. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno alle tue ospite. Allora Mirella, io avendo votato tutti i colori in tutti gli anni della mia vita, se il presidente Zaia non verrà più eletto come presidente della regione, prendesse il suo posto l'avvocato Tocchetto. E te Mirella? Sì. Lascia perdere Giusy, te prego. Giusy, fermati, fammi un piacere, lascia perdere. Ecco, vai avanti con un'altra domanda, vai. E allora abbiamo i risultati di come vi siete comportate voi coi più deboli. Volevo dire solo questo. Cara Giusy, grazie Giusy. Purtroppo il candidato, per fortuna, non si sa, vedremo che il centro-sinistra l'ha già... Insomma, Giovanni Manildo, anche lui si è sempre occupato anche da sindaco. Allora, Tocchetto, dai. Allora, intanto ringrazio Giusy, ma soprattutto Rinaldo, ma anche il signore di mezzo che Claudio. Ha citato l'articolo 11 della Costituzione che l'Italia è libera dalla guerra. Detto questo, quello che mi viene proprio da dire è che non è più la politica degli anni '80, dove tutto andava bene e si poteva anche sperperare il denaro. Adesso la situazione è drammatica. La povertà della classe media è uno degli elementi fondamentali sui quali la politica sta chiudendo gli occhi e pensa solo a portare avanti Tizio, Caio, Sempronio, la lista Zaia, non la lista Zaia e quant'altro, quando anche nel Veneto comincia a esserci una grossa difficoltà. Quello
quello che ha detto la dottoressa è fondamentale. La gestione del conflitto in tutte le sue componenti, che vale dalla famiglia, che è una piccola società, a anche i rapporti di lavoro. Guardate che i rapporti conflittuali all'interno dell'ambito del lavoro sono in modo esponenziale aumentati. Possono essere solo risolti con due cose. La prima, cercare di essere consapevoli che questa fase storica è una fase storica complicatissima. Secondo, bisogna spendere bene i soldi pubblici, perché i soldi pubblici non vanno buttati via. Non si possono spendere miliardi per fare un hub in Albania che non serve a niente quando c'è la gente che è in difficoltà. Terzo, le persone anziane, e sono una grande fetta della popolazione veneta, perché i giovani per una serie di situazioni cominciano a non fare più figli e quindi il range è molto più, si sta ristringendo. Se noi non facciamo in modo che le vecchie generazioni, cioè che le persone che hanno avuto un'esperienza riescano a parlare e anche ad insegnare qual è il buon vivere sociale, noi non ne usciamo fuori. E chiudo, il conflitto in tutti i suoi generi porta solo una situazione di negatività di cui non abbiamo bisogno. Allora, da Venezia, Vicenza, Treviso, adesso andiamo a Padova con Fabio. Vai Fabio! Ciao a tutti, ciao Mirella. Ciao. Ascolta, no, io voglio dire una cosa. Io è da anni che segnalo che l'INPS truffa gli invalidi, l'INPS o lo Stato, insomma, perché prima di tutto non viene rispettato l'articolo 38 della Costituzione per gli invalidi poveri, non quelli ricchi. E questo l'ho segnalato a tutti, anche al Presidente Mattarella, ma non succede niente. Il mio amico Arnaldo Trombetta di Codevigo nel 2018 è morto di stenti per colpa dello Stato e delle sue istituzioni, perché con 280 euro al mese logicamente non vive una persona, e lui è morto. Allora io mi domando perché nessuno fa niente per questa cosa qui, perché l'invalido povero è peggio di una persona anziana che magari ha un po' di soldi da poter vivere. Ecco, io resto a disposizione anche dell'avvocato Tocchetto, se vuole io le dimostro con un documento, neanche tanti, ma un foglio, io ho un documento che dimostra che l'INPS truffa gli invalidi. Ecco, se mi vuole chiamare Mirella, io sono a disposizione. Va bene Fabio, poi deciderà l'avvocato Tocchetto. Fabio, andare avanti, ma sei stato molto chiaro, penso che l'avvocato Tocchetto possa rispondere, prego. Sì, allora, lo capisco perfettamente, perché in questo momento qua anche una distribuzione, diciamo così, delle invalidità che è stata fatta anche in una parte dell'Italia, dobbiamo essere sinceri, che venivano date anche situazioni in cui non era necessario avere l'invalidità, hanno abbassato le quote, e quando uno è invalido, ma non è solo un invalido diciamo così perché ha delle patologie, ma stanno aumentando in maniera esponenziale gli invalidi sul lavoro, che a 45 anni si fanno male perché ci sono le persone che non rispettano le leggi di tutela del lavoro e vengono lasciati a casa con 300-400 euro. Ha perfettamente ragione, ci sono casi, e ne sto seguendo uno personalmente, che addirittura vengono sfrattati da una casa pubblica, e questo per una invalidità nell'ambito del lavoro a 340 euro di assegno. A 47 anni di cosa stiamo parlando? Io sono ben contenta se lei mi fa avere un documento, e posso anche pensare di farne anche un ricorso, oppure prendere, diciamo così, una strada giudiziaria, perché queste situazioni stanno aumentando, si sta riducendo l'assegno e le persone non ce la fanno più e non possono essere immesse nel mercato del lavoro perché nessuno li prende. Allora date pure il mio numero di telefono, passatemi quello del signore, che sono ben contenta di sentirlo. Però, avvocato Tocchetto, io non ci sto quando sento dire che non ci sono soldi. Certo. Allora i soldi ci sono, ma li spendono male. Beh, abbiamo visto quello del film che ha preso tutti quei milioni e non ha fatto neppure un film. E ha ucciso 2 persone. Ha ucciso 2 persone. Andiamo a vedere stamattina le truffe con i soldi del PNRR. Sì. Allora, il problema è che manca il controllo. Ma io sono convinta che non è che manchi il controllo, è che non vogliono il controllo.
Perché se io controllo, il magna magna sparisce, ed è quello che a mio avviso tiene in piedi tante realtà. E allora cosa si può fare? Perché noi, come cittadini, non abbiamo le armi per combattere, perché non abbiamo neppure le preferenze, qualcosa, ma direi anche molto poco, perché i nomi vengono calati dall'alto. Non è che decidiamo noi, come diceva Giusy, io vorrei, uno fa il nome e poi si decide che... No, le segreterie decidono ancora. E tutte quante concordi, non ci sono due aree diverse. La legge elettorale non si cambia perché le segreterie devono governare. Ma allora noi cosa facciamo? Perché il Paese, a mio avviso, specialmente se salta il tappo della fragilità, non ce n'è per nessuno. Perché i banchi alimentari stanno aumentando. Ieri abbiamo sentito addirittura con un fisico e con il responsabile del Censis di Roma che il gas aumenterà, perciò aumenteranno le bollette, perché comprarlo dall'America non è la stessa cosa che comprarlo dalla Russia, perché i costi sono molto alti. Dove andremo a parare? I servizi sociali non funzionano, perché anche stamattina, gliel'ho detto, ho dovuto chiamare un sindaco per segnalare una situazione che mi era stata descritta molto particolare, borderline. E allora cosa si fa, avvocato? Cioè, la burocrazia, non l'abbiamo mica messa noi, allora tutto si ferma con la burocrazia, però io dico sempre che la politica, se vuole, supera la burocrazia. Il ponte Morandi ne è stata la dimostrazione. Allora quando mi dicono ma c'è la burocrazia, no. Ma quando mi dicono ma non ci sono i soldi, no. Ma non ci sono i controlli, sì, ma perché non li vogliono mettere? Prego, avvocato, poi sentiamo anche la dottoressa. Allora, nella schiettezza che mi contraddistingue, due cose devo dirle, proprio francamente e in modo aperto. Prima cosa, i soldi ce ne sono, perché tutti noi paghiamo le tasse, ma sono spesi malissimo. Secondo, la burocrazia si allarga dai piccoli comuni alle grandi realtà perché la politica non ha le capacità di controllare. Mi spiego. Ci sono tanti bravissimi sindaci piccoli, anche dei piccoli comuni o dei medi comuni, uno l'avrete dopo, che è anche candidato con noi, Paolo Galeano, ma questi ancora riescono a controllare. Ma quando arriviamo a Roma, se noi mettiamo politici che vanno a Roma senza aver mai fatto, ad esempio, i consiglieri comunali, senza aver mai gestito qualcosa, loro sono a Roma per imparare, ma nel frattempo la burocrazia mette leggi, leggine e leggione che pochi possono, come dire, sapere come muoversi, e sicuramente non lo fanno con i controlli. Sul PNRR, dove sono girati tantissimi soldi, ma anche sul 110. Il 110 come idea non era male perché consentiva a tutti di poter magari rimodernare la casa chi non aveva soldi, ma guarda caso l'hanno fatto solo i ricchi. Perché non hanno messo l'ISEE? Perché non hanno messo possono intervenire quelli che hanno un ISEE sotto i 30.000 euro e i 20.000 euro? Allora quelli sì si potevano sistemare la casa, quelli sopra i 50.000 euro ci mettevano i soldi perché ce li avevano. Il controllo non c'è, ma se pensate, e questo è equiparabile, che lo Spisal, che dovrebbe controllare nell'ambito delle situazioni lavorative se vengono rispettate le norme a tutela del lavoratore, ha diminuito i suoi ispettori. E allora abbiamo il servizio, poi il controllo è la cosa fondamentale che i cittadini, al di là della preferenza, devono chiedere alla politica. Allora la nostra Giulia da Venezia, poi andiamo in pubblicità. Vai Giulia. Sì, Mirella, ciao. Buongiorno a tutti e ai cari ospiti che hai là. Volevo dire, Mirella, che mi hai sentita fino adesso, bene, vero, Mirella? Sì. Sì, e volevo dire che sono tanto contenta che l'avvocata, la dottoressa avvocata Tocchetto, che faccia parte della lista per la regione. Grazie. Perché io sarei stata contenta che diventasse lei il presidente della regione. È una cara persona, la vedo sempre a Rete Veneta quando va. E così. Poi volevo dire, Mirella, a riguardo del Presidente della Repubblica, che io
che Dio ce lo conservi. Meno male che lo abbiamo, perché lui deve mettere sempre le pezze dove gli altri non le mettono, magari le mettono dopo che è intervenuto lui. Ecco, e per quanto riguarda le armi, è una cosa vergognosa, perché con tutta la povertà che c'è a firmare una cosa del genere, non hanno una coscienza, non hanno la mano che gli trema quando firmano queste cose vergognose, perché non è che firmano per un piano Marshall, firmano per uccidere le persone. Con le armi cosa si fa? Ecco, allora questi qua non so cosa stanno facendo là, dove sono, perché non hanno una mente da pensare quello che stanno facendo. Ecco, allora Mirella, io saluto tutti, le due signore là, che hai là, che sono delle care persone, tutti, vi auguro una buona giornata a tutti e ciao Mirella. Ciao cara Giulia, ecco, queste sono le persone che io amo ascoltare, che riescono anche a vivere la quotidianità anche della politica. Non è vero che diversamente giovane non è interessato alla politica. No. Allora, avvocato Tocchetto, come ci saluta? So che lei ci deve lasciare. Sì. Beh, allora saluto dicendo che speriamo, allora, prima cosa veramente ringrazio la dottoressa Grigolin, perché associazioni come la sua dovrebbero veramente essere in tutto il territorio e speriamo che si capisca che in futuro, ma da oggi, cominciamo a non litigare, abbassiamo il tono della conflittualità. Sta iniziando una campagna elettorale regionale. Ecco, tutti i candidati dobbiamo impegnarci a far scendere la conflittualità. Siamo in una situazione storica complicata. Il problema è cercare di trovare risorse per le case, per le persone disabili, per le difficoltà, per i giovani e anche per le persone anziane, ma soprattutto che ci sia un controllo di spendere bene i soldi, perché i soldi ci sono nel pubblico, però vanno spesi a favore della gente. Grazie, grazie Antonella Tocchetto, pubblicità. La casa nuova al giardino da sistemare dopo il trasloco, la prima domenica di vero sole che permette di stare all'aperto tutto il pomeriggio. Erano circa le 18 quando una coppia intenta a lavorare è stata colpita da dei palloncini pieni d'acqua lanciati da alcuni ragazzini mentre si filmavano con i loro telefoni, probabilmente per condividere la loro bravata sui social, e subito poi scappati a gambe levate. Il fatto denunciato in forma anonima tramite i social, e si affolla di commenti più o meno educati il post in questione, tra chi se la prende con i giovani e chi invita all'intransigenza contro la maleducazione. Non risulta invece nessuna segnalazione formale alla polizia locale o ai carabinieri, difficile pertanto rintracciare i bulli che si sono presi gioco della famiglia, a cui certo la sorpresa non è piaciuta. Tutto si è svolto in pochi secondi, motivo per cui non si è riusciti a scorgere la fisionomia dei ragazzi. Abbiamo appreso di questo episodio dai social. L'appello però che mi sento di fare appunto alle persone che hanno segnalato questo episodio è quello appunto di rivolgersi alla polizia locale per poter meglio circostanziare appunto l'episodio e per poter andare da un lato ad individuare i responsabili di questi gesti, ma soprattutto per contattare le famiglie per essere di supporto e per prevenire episodi di questo tipo. Non sono stati identificati i giovani protagonisti della spiacevole bravata, ma la sindaca conta si possa risalire alla loro identità anche grazie all'aiuto delle famiglie. Si tratta di un episodio non nuovo a Preganziol, paese già preso di mira da ragazzini che scagliano uova e melograni sulle case e che in un caso avevano anche lanciato un petardo all'interno di un'abitazione. È una responsabilità condivisa anche e soprattutto da parte degli adulti, e quindi qui mi riferisco ai genitori, capire cosa combinano i ragazzi quando appunto escono per strada e soprattutto aiutarli nel capire che a fronte di un episodio spiacevole come questo una cosa importante e molto intelligente sarebbe quella di presentarsi e di chiedere scusa. Arginare fenomeni di questo tipo, ma anche controllare il paese, rafforzata la presenza di pattuglie. Dal mese di aprile appunto in maniera strutturale, anche con delle uscite serali che appunto vanno a rinforzare il pacchetto orario di presenza e di pattugliamento del territorio.
Ed è entrato al posto di Antonella Tocchetto Paolo Galeano, già sindaco di Preganziol, candidato col PD alle regionali, ma soprattutto come uomo. Ecco, abbiamo sentito quello che ha detto l'avvocato Tocchetto, che tocca con mano la realtà, questo uomo che fa fatica a superare l'asticella, sia per quanto riguarda le cure, ne abbiamo parlato ieri, sia per quanto riguarda di prendere la responsabilità che dovrebbe avere, anche come genitore, si fa fatica. Cosa sta succedendo? Perché è una figura maschile determinante nella fascia di età tra i 12, io direi i 16, dottoressa Agricoli, anche i 18 forse, fanno fatica a crescere questi ragazzi. La ragazza può diventare fertile già a 10-11 anni, il ragazzo a 20 anni, ciao, te lo raccomando, ma non è colpa sua. Forse dovete mettervi in gioco di più anche voi, come hanno fatto le figure femminili. Loro le hanno fatte. Cosa dice? Sì, intanto buongiorno Mirella, grazie per l'invito e buongiorno a tutti. È una fase sicuramente delicata e ricordo sempre alcuni interventi che venivano fatti durante il periodo, no, in cui si celebrano le ricorrenze contro la violenza sulle donne a novembre, dove spesso, insomma, con tanti colleghi abbiamo sottolineato come il problema della violenza sulle donne siamo noi uomini, non le donne. Qualcuno diceva sono vestite che provocano o altre cose, no? Il problema siamo noi uomini. C'è una questione sicuramente culturale dettata dai tempi, però ripeto, non è che possiamo nasconderci dietro a nulla, siamo i responsabili di questi comportamenti e io penso che tanto nei confronti delle nostre mogli, delle nostre compagne, quanto nei confronti dei figli. E c'è bisogno di guardarsi in faccia e di mettersi a nudo con le proprie fragilità, ricorrendo anche a quelle occasioni di confronto, di supporto che ci possono essere. Prima Antonella Tocchetto ricordava come qualcuno, no, a cui viene proposto anche un aiuto qualche volta dice ma io non sono mica malato di mente. Non si tratta di essere malati di mente, si tratta di magari non aver avuto alcune occasioni nella vita di affrontare alcuni temi sulla propria formazione o crescita personale e di però avere la possibilità oggi di poterle affrontare per essere un padre che non deve essere un amico ma una persona che mette delle regole, perché le cose che gli episodi come quello che veniva denunciato adesso a Preganziol non possono certo scappare o essere poi denunciati in primis dalle famiglie, che come si diceva devono chiedere scusa, devono prendere viso a viso i loro ragazzi e mettere di fronte alle responsabilità e a dei comportamenti che non possono essere replicati. E ripeto, questo nei confronti dei propri figli ma anche nei confronti delle mogli. C'è una scarsa propensione oggi al sacrificio familiare, nel senso che una cosa è dedicare la propria vita al lavoro e focalizzarsi su tanti interessi. Quando si torna a casa non è che si prende e si buttano le ciabatte in parte ai piedi sul divano e ci si riposa, si è responsabili altrettanto della crescita della propria famiglia, della convivenza con la propria moglie e con i propri figli, e quindi bisogna essere, penso, delle persone presenti che affrontano i problemi, che ascoltano, dialogano e si mettono a disposizione per mettersi in discussione e crescere insieme. Ma questo che sta dicendo Paolo Galeano vorrebbe dire investire sulla famiglia, perché là l'investimento lo devi fare sulla famiglia. Questi centri di ascolto che non ci sono pochissimi, ma io ragazzo non devo essere fortunato ad avere quel sindaco, quell'insegnante, e lo dico tutte le mattine, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, crescere in serenità, comprendere, capire, essere un creativo. E qua, dottoressa Grigoli, è lunga la storia, perché non è così, basta vedere questi ragazzi, come spiegava prima anche l'avvocato Tocchetto, dobbiamo prendere per mano prima che arrivi il disastro. L'ha detto anche questa educatrice, che lei aveva parlato con questo all'epoca bulletto che tormentava il figlio, che poi è quel ragazzo che ha ucciso un altro suo amico, e ha detto questo ragazzo, lei è un'educatrice, doveva essere preso per mano prima, perché quando l'ho conosciuto io si era un bulletto, però io l'ho guardato negli occhi e si poteva ancora recuperare. Non possiamo aspettare in eterno di andare a prendere questi ragazzi perché non ci sono i fondi che ci sono, ma vengono impiegati male, perché noi abbiamo le persone ma che ci sono ma non siamo in rete. Prego, dottoressa. Sì, sicuramente andava preso per mano, vanno presi per mano, ma vanno presi per mano anche i genitori. Esatto. Nel senso che la difficoltà che noi riscontriamo in questo supporto che offriamo alle famiglie è proprio una incapacità di dire io ho un ruolo genitoriale, sono io l'adulto,
E lo riscontriamo quando il bambino di cui ci parlano è un bambino piccolo, cioè fascia 0-3, e quindi lì essere credibili dovrebbe essere un po' più semplice, e lo riscontriamo quando il genitore è un genitore di un preadolescente o addirittura di un adolescente, e nel momento in cui la credibilità la si è persa negli anni addietro è quasi impossibile recuperarla. Questo è quello che abbiamo visto per esperienza. Perché? Perché non si è avuta la capacità di rimanere fermi. Essere fermi per un ragazzo vuol dire essere una guida, e i ragazzi, ma anche i bambini più piccoli, hanno bisogno di una guida. Non possiamo pretendere che già abbiano le risorse per darsi un confine. Il confine lo dà l'adulto, lo dà il genitore, lo si dà a scuola, lo dà l'educatore, ma in primis lo danno il papà e la mamma. E il confine vuol dire le regole. È la regola da rispettare, che va mantenuta tale. Qual è la difficoltà che spesso ci riportano? Mi sento in colpa perché sono spesso via tutto il giorno, quando rientro come faccio sempre a dire no? Ok, giusto, però allora lì ragioniamo sulla conseguenza che può avere sulla crescita e lo sviluppo del soggetto in età evolutiva, in base alle fasi che ha, il fatto che noi si cambi regolarmente opinione. Mirella da Riese, poi andiamo da Paolo, devo correre perché il tempo è tiranno. Vai Mirella. Buongiorno ai suoi ospiti. Voglio dire che ci sono degli uomini che meriterebbero un bel scappellotto, perché ho delle amiche e loro sono sottomesse, non possono parlare, pagano solo loro, sono pensionati, potrebbero fare un viaggetto assieme, sono a casa che rompono le scatole tutti i giorni, perché ho delle amiche che sono state a casa sua e ho visto con gli occhi e sentito tante cose, però me le tengo perché sono affari suoi, però ci vorrebbero un psicologo che li curano bene questi uomini, perché fanno i menefreghisti e tutto vogliono ottenere, e le mogli tacciono, fanno tutto quello che dicono loro e non va bene, perché bisogna farsi valere, basta. Mi viene in mente la sorella di Giulia Cecchettin quando ha detto il patriarcato. Paolo Galeano, cos'è il patriarcato nel 2025 in certe situazioni che Mirella parla chiaro, cioè le vede, le sente, le situazioni sono queste, è vero, non è che possiamo dire che non è vero quello che dice Mirella in certe situazioni, certo, naturalmente. Sì. I numeri purtroppo dei femminicidi e di tanti casi di violenza sono importanti, sono problemi dietro ai quali non ci si può nascondere. Il patriarcato cos'è? Beh, si diceva prima, no, anche delle situazioni in cui si lavora, si sta tanto fuori casa, è difficile dire no perché quelle poche ore che ci si vede. Però io penso che se si è davvero consapevoli del proprio ruolo genitoriale e si investe per il futuro bene del proprio figlio, di questo ruolo, del no e della regola, bisogna essere molto consapevoli. E quello che è importante è che ci sia un patto quotidiano, costante, all'interno della coppia e fra i genitori, perché i ruoli sono diversi, è evidente. La madre che accudisce, coccola, accompagna, e il padre che è quello che ha il ruolo verso il mondo esterno, di portare il bambino a confrontarsi con gli altri e a controllare quelle che sono le regole che vengono messe dalla famiglia. Quindi se ne sentono di psicologi, psicoterapeuti, formatori che parlano. Il papà quando torna a casa alla sera, perché poi lavorare bisogna, purtroppo non è che si può stare a casa, insomma sappiamo qual è il costo della vita e spesso sono tutti e due i genitori a dover lavorare. Il padre quando torna a casa si mette lì, controlla i compiti, sono stati fatti, non sono stati fatti, prepariamo la tavola insieme e ci aiuti, perché la mamma non è qui che serve la famiglia, ma è una di noi che insomma dobbiamo lavorare tutti quanti insieme. Il papà deve essere quello che chiede al bambino il rispetto delle regole. Queste cose poi non si devono fare certo con cattiveria, ma con serenità e fermezza. Poi i bambini sono molto più acuti di quello che noi pensiamo e sentono lo stato d'animo con cui tu trasmetti queste cose, e dietro a un no che ha alla base un grande senso del ti voglio bene, i bambini capiscono e sentono questa cosa, che è una regola detta per il loro pro e per il loro bene, appunto, rispetto a un sì stai tranquillo, che è un senso di debolezza, di scarsa forza, che appunto porta a sistemare la situazione nei 5 minuti, ma nel lungo periodo a creare danni devastanti. Perché ritornando ai casi di disagio che si vedevano prima, no? Le gavettonate, i petardi, i melograni, le uova buttate nelle case, io sono pienamente d'accordo che nella maggior parte dei casi il disagio parte dalle famiglie.
Allora su questo recuperare 2 risorse che si diceva prima, progetti accantonati, associazioni, cose varie, le risorse della rete della comunità, le rete fra le persone, il sostegno interfamiliare, sono un qualcosa che dovrebbe proliferare davvero come i funghi, e le amministrazioni, parlo da sindaco per 10 anni, ne hanno un bisogno incredibile. Noi a Preganziò senza i volontari il centro Alzheimer non l'avremmo fatto partire, ci sono famiglie che hanno un sollievo incredibile da queste cose. Durante il Covid, lo ricordavi tu Mirella, gli alpini, la protezione civile, quanti sono i volontari che hanno portato a casa le spese? Le amministrazioni coordinavano ma non avevano risorse neanche economiche per fare tutte queste cose. Quindi le persone vanno valorizzate, e purtroppo il consumismo e i social non hanno aiutato in questi decenni, se non nel frammentare ulteriormente la società, ma noi dobbiamo cercare di andare controcorrente su questa cosa. 2, l'investimento nella pubblica amministrazione. Io sono altrettanto convinto che i soldi ci siano, e oltre a doverli spendere bene, pensiamo a quant'è l'evasione fiscale nel nostro paese, 100 miliardi, pensiamo a quant'è l'influenza sul PIL della mafia nel nostro paese. Sono davvero cose che o vengono contrastate da una chiara volontà politica, oppure quei soldi li consideriamo persi. Ma poi non dobbiamo lamentarci che facciamo le finanziarie tirate per i capelli. Sono l'ultimo titolato a parlare di capelli, perché manca il miliardo di qua, manca il miliardo di là. Nella pubblica amministrazione bisogna investire per i servizi, per il controllo e per tutto quello che serve per spendere bene questi soldi. Però è anche vero che noi vediamo, ed è stato accennato anche prima nella prima parte, che si investe molto sul cemento anche da parte dei sindaci. Cioè in questo momento, dove la popolazione e la denatalità lo dimostrano, che i numeri sono questi, sta diminuendo, dove sta crescendo di più il bisogno di aiutare quei servizi alla persona, i diversamente giovani, dove non troviamo case, non ne abbiamo abbastanza per dare risposta a tutte le domande che ci sono. È possibile continuare a vedere la terza corsia, la piazza, la pista ciclabile? Io capisco che sono infrastrutture anche importanti, ma non è quello che abbiamo bisogno adesso. Cioè il paese sta franando e noi continuiamo a vedere che sorgono degli edifici incredibili. Penso alle case di comunità, detto dagli addetti ai lavori. Non serviranno neppure perché non abbiamo il personale da mettere all'interno. Però si sono fatti quei soldi del PNR, col PNRR, perché è facilissimo. Tu costruisci, io prendo i soldi e presento il progetto, mentre il progetto dove si doveva investire i soldi del sociale sul PNRR erano tanti, erano destinati al terzo settore che non è cemento, sono stati dirottati. E allora cosa facciamo noi? Ma cosa facciamo noi? Lei Galeano è già stato sindaco, lei conosce i problemi quando bussavano alla porta. Non era che volevano la terza corsia, la quarta corsia, la pista da bob, la pedemontana, le elenchiamo tutte. La gente voleva casa, trovare lavoro, più servizi alla persona. Io non credo che i cittadini bussassero dicendo non mi basta più la strada che ho davanti, ne voglio un'altra. Eppure non sono stati ascoltati, ma continuano a non ascoltarli perché le armi, ma i soldi per le armi come si trovano? Allora dove sono questi soldi? Allora vuol dire che ci sono, ma tu decidi nel momento che governi la stanza dei bottoni, devi spiegarle un'altra parte. Ma la gente è stanca, non ne può più. Come fa a sopravvivere quei numeri che abbiamo sentito? Il politico a un certo livello non si rende conto, perché alla fine mese lui vede arrivare questi soldi che sicuramente non avrà nessun problema neppure di pensare il conto della spesa che ha fatto la moglie o che lui ha fatto. Capisci che fin non toccano con mano la realtà non ne vediamo fuori. E come fai a toccare con mano? Voi sindaci? Io lo dico sempre, Paolo Galeano, voi eravate o siete una potenza, perché avete gli eserciti che sono i cittadini che vi hanno votato, ma siete tiepidi perché le segreterie vi danno l'indirizzo di come muovervi, e se la segreteria dice fermo, non parlo del suo ma parlo in generale, il politico non si muove, questa è la realtà. Perché non possono dire che i problemi che voi dite, addirittura non conosciamo neppure i nostri parlamentari veneti, non conosciamo neppure i nostri parlamentari europei. E allora perché ci chiedono il voto? Prego Galeano. Hai messo insieme tante questioni, Mirella. Allora, soldi, è vero, e ritengo anch'io che il PNRR, da buon documento che era in linea di principio,
nella realizzazione abbia portato a una eccessiva frammentazione e parcellizzazione degli interventi. Perché se davvero doveva essere un'occasione di rilancio del Paese, io penso che il rilancio del Paese non passi attraverso i chilometri di pista ciclabile all'interno di un comune. Poi è chiaro che tutti prendono l'occasione, perché piuttosto che lasciarli là è meglio realizzarli e spenderli. Però la eccessiva frammentazione dei progetti ha fatto sì che siano rimaste lì delle voragini di problemi. Pensiamo alla questione dell'acqua. Il 70% è quella che viene buttata via dalle infrastrutture carenti, poco mantenute, e non è una cosa che è stata affrontata in maniera... Togliamo via un po' di soldi dalle piste ciclabili, milioni, sistemiamo gli acquedotti. L'acqua è un problema, è una risorsa, dico, affrontiamo le cose grosse, no? Le case, veniva detto prima, sul 110 sono stati buttati via tanti soldi, perché io, ripeto, se la prospettiva poteva essere quella della ristrutturazione del patrimonio per la sostenibilità, emissioni e tutto, anche lì no, il 110 si dà il 70, l'80, perché siamo un popolo dove tanti hanno la casa di proprietà, quindi toccare la proprietà è sempre molto sensibile, no? in termini di consenso, però sono stati messi davvero lì troppi soldi. Quindi sono d'accordo, uno, che siano state perse alcune occasioni importanti dove i soldi potevano essere canalizzati su risorse migliori. La sensibilità della gente sui problemi. Allora, su questo correggo un po' il tiro, perché appunto da sindaco per 10 anni ho visto come molto spesso ci si lamenti in maniera un po' miope del problemino che c'è fuori di casa, la buca, il cartello, il segnale, lo specchio, piuttosto che dare valore a progetti che considerano la socialità o il sostegno a molte persone. Lo dico da sindaco che in questi anni non ha mai fatto un passo indietro sui contributi al sociale o i sostegni al sociale, ma no soldi buttati via, progettualità in cui investire le persone, le associazioni e tutto, e ovviamente se i soldi sono di meno e tu li tieni fermi da una parte, li togli via da un'altra parte, che sono le manutenzioni per le strade, il taglio dell'erba e altro. Ma la gente si incavola, e come quando vede che l'erba magari viene tagliata una volta in meno davanti a casa sua, o c'è la buca che ci metti 3 mesi al posto di uno a sistemarlo. Quello che a me piace cercare di far passare è di come spesso ci lamentiamo di un degrado cittadino, urbano, non sociale, perché magari ci si lamentasse di quello, no? Quello sarebbe importante, di un degrado urbano, ma questa cosa andrebbe un po' relativizzata. Dovremmo davvero fare il focus su quelli che sono i problemi importanti della nostra comunità e capire che le risorse spese nel sociale valgono molto di più rispetto a quelle della buca e tutto. Poi, per carità, il disagio va prevenuto, perché il disagio sfoga in tante episodi e manifestazioni che sono gravi per tutti, e se ci sono grosse situazioni di disagio urbano che vanno affrontate, perché è chiaro che un giovane che cresce in una situazione residenziale qualificata del nostro territorio ha opportunità diverse rispetto a quelle di Scampia, no? Per esempio, e quindi situazioni di grosso disagio urbano vanno affrontate, perché nei luoghi di disagio poi proliferano anche situazioni di disagio umano. Dal degrado urbano si passa a quello umano. Questo però è per venire poi al consumo di suolo, al cemento e tutto. Guarda, glielo dice un sindaco che ha lasciato in eredità, penso che siano medaglie e non problemi, 5 ricorsi subiti da grande distribuzione e gente che voleva costruire in situazioni dove abbiamo detto di no, perché basta questo modello di consumo, perché abbiamo voluto proporre per la nostra città soluzioni diverse, senza andare a occupare suolo, provando a riqualificare i negozi di vicinato, che sono dei presidi importanti per il nostro territorio. Allora io penso che qui ci siano scelte molto coraggiose da fare, e l'urbanistica, e qui vengo al discorso del cemento e del consumo di suolo, è stato per anni un tema centrale, ma ha cambiato totalmente la faccia. Se per anni, ma parliamo dell'immediato dopoguerra, quando c'è stato qualcuno di lungimirante che ha pensato inizialmente allo sviluppo delle nostre città, l'urbanistica era davvero il centro del governo delle città, come tenere le persone all'interno delle città e svilupparle. Dopo un po' le amministrazioni, un po' le grandi dinamiche a livello internazionale hanno fatto sì che questo focus sia cambiato. E si è passati a un'urbanistica contrattata, dove gli interessi del privato sono diventati quasi preponderanti rispetto alle situazioni che invece venivano governate dalle amministrazioni locali, e abbiamo visto quello che è successo soprattutto nel nostro territorio, con un proliferare indistinto di abitazioni, situazioni, costruzioni davvero in maniera scriteriata al di fuori delle città, poli logistici, quanti centri della grande distribuzione, supermercati, ipermercati abbiamo di
disseminato per il territorio con tutto quello che ne consegue. Con tutto quello che ne consegue in termini di contratti di lavoro, costo dei prezzi del cibo e altro, perché dopo è chiaro che il costo del prezzo del contadino e dei suoi prodotti hanno un valore diverso, no? E li pago un po' di più, ma che cosa c'è lì dietro? Quali sono i valori che ci sono lì dietro? Galeano, lei è stato sindaco 10 anni di Preganzol, io vorrei che lei mi spiegasse il nodo che c'è a Villa Franchetti. Questa villa meravigliosa, perché noi sentiamo sempre parlare di costruire, ma ristrutturare, ma investire su quella che può essere una ristrutturazione valida per i progetti come che ha presentato la dottoressa Grigolin, questa villa meravigliosa con un orto botanico dove era una cosa meravigliosa, splendida, la biodiversità, enormi stanze per ospitare i diversamente giovani, un campus. Qual è il nodo? No, io vorrei capire questa villa che viene dal comune alla provincia, al comune, alla provincia, alla banca, alla provincia, ed è là che va nel degrado più totale. Ci vuole spiegare qual è il problema di Villa Franchetti, che non ho ancora capito? Cioè vogliono fare un hotel a 5 stelle, cioè non bastano i condomini a 5 stelle con le piscine, anche queste ville a 5 stelle, se no non si fa niente, e abbiamo le liste d'attesa, non abbiamo RSA, non abbiamo niente, ma non si può toccare. Cosa c'è dietro Villa Franchetti? Perché non scoperchiamo questo vaso di Pandora? Lei è stato sindaco 10 anni, sa qual è il problema di Villa Franchetti? Conosco bene la vicenda. Allora, quando sono arrivato io sindaco nel 2014, ci siamo Villa Franchetti è di proprietà della provincia di Treviso, da molti anni, da parecchi decenni. Quando sono arrivato io, quello che ci fu presentato e che arrivava da un percorso di qualche anno era il fatto di dire: guardate, per rilanciare la villa dobbiamo creare 500.000 di metri cubi di palazzoni, residence attorno in tutte le aree che ci sono a fianco, comune di Casier e comune di Preganziol. Ascoltate bene, ci sembra che il focus sia diverso, abbiamo detto, bisogna puntare sulla villa, no quello che c'è attorno, cioè no, ma la questione della sostenibilità è quella. Abbiamo detto: invertiamo il paradigma, focalizziamoci sulla villa e capiamo che cosa ci va attorno. Allora abbiamo cassato urbanisticamente, cancellando quella possibilità sulle nostre carte di pianificazione, e abbiamo voluto riavviare un percorso diverso. Secondo noi quella proposta iniziale era speculazione, non era mettere al centro Villa Franchetti e il territorio. Allora abbiamo cominciato a provare a proporre delle soluzioni, ripeto, anche se la proprietà non era quella del comune, ma i comuni di Preganziol e di Casieri insieme hanno voluto proporre alla provincia delle chance per dialogare con delle società che su questo lavorano. Abbiamo situazioni di ville, di castelli antichi che sono recuperati, no? Con delle progettualità condivise fra proprietari o altre soluzioni. Abbiamo detto: ma perché non si studia davvero un progetto una volta tanto, piuttosto che provare solo a monetizzare quello che è il patrimonio della villa? E su questo dobbiamo dire abbiamo trovato grande timidezza, nel senso che davvero uno studio approfondito, una ricerca a livello internazionale. Cosa fanno con i castelli sulla Loira? Dei distretti, dei sistemi, cosa fanno in altre parti dove hanno 4 piedi? Chi è che non vuole ascoltare? Cioè la provincia? Beh sì, guardi, su questo noi abbiamo trovato sempre, non dico un muro perché venivamo anche ascoltati, ma poi dal passare dalle parole ai fatti abbiamo trovato sempre davvero troppo poco. Cioè volersi lanciare verso un progetto coraggioso che si confrontasse con attori internazionali, perché gente al mondo di soldi, che ha dei soldi, ce n'è tanta, che ha voglia di investire, campus universitari, anche imprenditori, campus universitari. Proviamoci almeno. Proviamoci. Secondo noi non si è mai provato fino in fondo a trovare queste soluzioni. Perché non si sono fatti all'esterno, come dice lei, i grandi palazzoni. Ma bisogna che guardiamo in maniera un po' diversa. Quello è il problema, la speculazione. Ettari cementificati ancora. Quanti anni è che è chiusa Villa Franchetti, Galeano? Dal 2006 mi pare che fosse. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Avevamo rilanciato con tutta una serie di aperture dal 2015 al 2018, e poi col cambio ai vertici di fondazione il dialogo si è
ulteriormente un po' raffreddato e ci sono state delle proposte, una buona che stava cercando di far ripartire con una perizia che diceva qual era il patrimonio che valeva Villa Franchetti, venivano circa fuori 11 milioni di euro, e si è cercato di una suddivisione in quote per far partecipare diversi soggetti. Noi come comune ci eravamo proposti per l'acquisizione, mi pare, di una quota, era arrivato il consorzio del Prosecco per fare delle sedi istituzionali con 3 quote, c'era un'agenzia territoriale che voleva prendere anche essa una quota, un'associazione artistica di Venezia, c'era un'azienda del territorio che voleva reinvestire per riqualificare la Cedraia, la Serra, tutta una serie di parti della villa molto importanti, e purtroppo poi c'è stato un episodio che ha fatto saltare questa trattativa e la provincia è ritornata a provare solamente a vendere con la suddivisione in 3 quote la villa, ma proporre 3 quote da 3 milioni di euro ciascuna, chi è che va a comprare un bene di questo tipo sapendo Capite che dopo perché dico sempre aria fresca, aria nuova? Perché siamo in stallo dal 2006, abbiamo gli studenti, abbiamo gli universitari, non trovano casa, non trovano veramente posto, non abbiamo campus, abbiamo, dico sempre a Treviso, 2 aeroporti, abbiamo l'ippodromo e non abbiamo un campus, no, un ostello non c'è. Allora vogliamo capire che forse bisogna che cambiamo le regole del gioco e cercare anche di dare opportunità sia ai meno giovani che ai giovani. Dottoressa Grigolin, dopo aver sentito questo? Allora, i soldi ci sono, ce ne sono tanti, mi viene in mente tutto quello che è stato stanziato col PNRR e mi viene in mente per la grave emarginazione sociale abitativa, per esempio, di cui mi sto occupando negli ultimi 12 mesi, e il problema qual è? È come vengono gestiti ed è la difficoltà poi da parte dei servizi sociali di potersi attivare risposte concrete di aiuto alle persone, e come diceva stamattina l'avvocato Tocchetto, la classe media si sta impoverendo, ma stanno aumentando ancora di più le persone che erano ancora più in difficoltà. Quindi stiamo andando verso una difficoltà generale che non possiamo non guardare, che si rivolge ai servizi sociali, che spesso poi viene rimpallata altrove e che può trovare risposta nell'associazionismo, e questo è bello, ma è anche grave. Certo. Cioè il fatto che l'istituzione non riesca a dare una risposta e che abbia bisogno di un supporto esterno, che poi fatica comunque perché l'associazionismo perde i volontari, tutto quello che è successo con la pandemia fa fatica e non viene supportato, non possiamo dare un quadro roseo, però è un dato di fatto. È un dato di fatto. E da qua non si scappa, la dottoressa Grigolin rimane con noi mentre salutiamo Paolo Galeano. Con quale saluto Paolo Galeano, che messaggio vuole lasciare questa mattina a Sveglia Veneti? Guardi, io in 10 anni a sindaco ho imparato che lamentarsi è una situazione che deriverebbe naturale dal contesto che viviamo, però quello che si può fare è metterci davvero di tutto per sistemare qui e ora le cose che possiamo. I saggi fanno questo, non si lamentano di quello che è impossibile, ma cercano di fare quello che è possibile nei loro corpi. Speriamo che mettano i saggi nelle liste, perché sarebbe utile che mettessero i saggi e la meritocrazia. Grazie a Paolo Galeano, pubblicità. Grazie.
Complimenti Presidente Grigolin per questo importante video che fa capire la dolcezza, la tenerezza, la bellezza, la curiosità, la creatività. Intanto saluto anche Don Mauro Gazzelli, parroco di Sant'Urbano di Godega, Sant'Urbano di Godega, vedete voi è lo stesso, sempre Godega è. Allora, dottoressa Grigolin, cosa abbiamo visto? Questa immagine che fa capire quanta tenerezza dobbiamo avere verso queste creature, annaffiarle bene, così crescono bene come i pomodori, mettere i bastoni magari dove ci si piega troppo, prego. Allora sì, queste sono delle immagini sull'esperienza delle Case Verdi e mi sono un po' emozionata a rivederle perché sono immagini di qualche anno fa, quindi i bambini conosciuti, adesso un po' più grandi, che ci stanno accompagnando in questa bella esperienza. C'era anche Stefania che ha il servizio annuale. E le realtà sono piccoline, sono in ambiente domestico, si favorisce molto il contatto con l'esterno, infatti se avete visto ci sono molte immagini legate ad esperienze all'aperto, per stare a contatto con la natura, per potersi sperimentare con la creatività e per saper fare per risolvere anche i piccoli imprevisti di ogni giorno, vivere insieme il quotidiano, quindi dare alle famiglie delle risposte rispetto a degli orari, dei giorni della settimana in cui non si riesce ad essere presenti, però con qualità, quindi offrendo una tipologia di servizio ben pensato e strutturato. Quello che ci veniva un po' da riflettere anche rispetto a quello che ci siamo detti stamattina è che sì, sono ben seguiti questi bambini, però si lascia anche loro il tempo di fare. Qui non c'è un adulto che fa al posto loro, c'è un adulto che accompagna. È diverso. Predispone l'ambiente, un po' anche l'approccio Montessori, no? Predispongo l'ambiente, penso a cosa potrei far realizzare, ma poi lascio il tempo del cimentarsi, del provare, del pasticciare, quello che riesce, quello che viene, sbagliare fa parte del processo, se no non si impara. Questo è una modalità di affiancamento che aiuta poi alla crescita e a fare in modo che il ragazzino si possa fortificare e abbia una visione di sé positiva, dove sente che può avere delle risorse, le ha, perché le ha sperimentate. Altrimenti è ti do il telefonino, aspetta che ti va bene qualsiasi cosa tu mi chieda. Schiacci il bottone, esce tutto. Perché siamo di fretta, si va meglio così, ma in quel caso può non essere particolarmente utile. Ecco. Don Mauro, allora, cosa diciamo, avendo visto queste immagini, quello che ha spiegato bene la Presidente Silvia Grigolin di Family Way, questi anni verdi, anni d'oro, anni anche un po' bui, diciamo, ecco, soprattutto per il mondo del volontariato, ma soprattutto per la solitudine che veramente sta avvolgendo sia i meno giovani che i giovani, che i bambini, prego. Sì, appunto, solitudine che prende i bambini, ma spesso noi rischiamo, io vedo fin dalla scuola dell'infanzia, noi abbiamo anche asili parrocchiali, subito siamo tentati sempre di difendere il bambino, prendere la posizione senza aiutarlo a gestire il conflitto, l'imprevisto, a gestire il pianto, la rabbia, la paura, e subito diamo colpa a qualcuno, così il bambino si sente autorizzato a dire io ho ragione perché picchio, perché batto i piedi, anche perché da che mondo è mondo. L'altro giorno un anziano mi ha ricordato e mi diceva: a confine con questa borgata del paese, per andare in un'altra borgata era normale che da noi ragazzini le prendavamo, perché ci davamo delle regole che noi diremo oggi da campanilismo, così. Qual è la differenza? Che oggi, anche se dei bambini fanno baruffa, un po' si picchiano, parlo dell'asilo, sì, imparano anche da qui il valore del rispetto, gestire le proprie emozioni, è che noi subito andiamo lì, aggrediamo la maestra, no? Quindi dovremmo lasciare che i bambini vivano la loro gradualità, anche nel modo di comportarsi. Non parliamo poi nella manualità, nel fare delle cose. Come abbiamo visto dal video. A me è successo a catechismo, incoraggia a fare il presepio, e un bambino di 9-10 anni, che è come l'acqua, trasparente, dice no, la mamma ha detto no al presepio in casa, perché sporca. No, prendere il muschio, perché sporca. Questo no? E quindi, ripeto, da un lato li difendiamo troppo, dall'altro lato non li lasciamo gli spazi, appunto, anche di perdere tempo, tra virgolette, che non è una perdita di tempo, anche del sporcare, anche è come il bambino che quando vede una pozzanghera, io dico sempre, se non ha l'istinto di andare dentro la pozzanghera è malato, bisogna curarlo, perché il bambino è attratto dall'acqua. Scusa,
No, non ci siamo proprio. Però quello che veramente traspare anche le parole del Don Mauro Gazelli e quello che ha detto anche la Presidente Silvia Gregolin è che dobbiamo dare più spazio alla manualità di questi bambini. Dobbiamo fare dei passi dietro, lasciarli muoversi, creare, chiedere, rispondere e accompagnarli, che è diverso da faccio io perché tanto lui non fa, è troppo piccolo. Forse, dottoressa Gregolin, qui dobbiamo veramente mandare a scuola i genitori, quei genitori che fanno fatica ancora a capire che se questo ragazzo fa un percorso dobbiamo farglielo fare dagli addetti ai lavori e lasciare che siano loro che decidono come. Io ieri leggevo su un post su Telefonino che dei genitori sono presentati dall'insegnante, dal docente, perché il ragazzo aveva preso 9, non 10 e loro volevano il 10. Quando mai una volta, lo dico anche a Grigolin, i genitori si sarebbero pensati di andare dall'insegnante a dire no, mio figlio merita di più, cioè, ma non si pensava neppure. Ma cosa hanno questi genitori in testa? Ma cosa pretendono? Dove vogliono arrivare? Poi si rivolgono al sindaco perché non riescono più a gestire il figlio. Prego. Allora, accompagnare non è assecondare, quindi questo è il primo punto. Poi, se la difficoltà è dire di no, bisogna chiedersi perché mi è difficile dire di no. È più semplice dire sì, ho meno tempo, quindi faccio prima, risolvo prima la questione. Forse può essere utile ragionare in un'ottica di guardare le cose nel tempo. Se io dico sì adesso su tutto, in realtà sto mandando dei messaggi non utili, quindi è meglio essere fermi su poche cose ma che siano chiare. E su questo dare l'esempio, cioè do l'esempio nel fare questo, do l'esempio di un adulto coerente, ho delle idee, queste vanno mantenute, poi puoi fare anche strapparti i capelli per 5 minuti, poi ti passeranno e riparliamo, non succede niente. In realtà alcune situazioni che dovrebbero essere di vita quotidiana vengono un po' vissute come dei drammi, ma non sono cioè i bambini piangono. I bambini è normale piangano, è all'inizio un modo di comunicare, l'unico che conoscono, e poi è anche un modo per dimostrare di avere un'intenzionalità, quindi fa parte di un passaggio di crescita, è forse l'unica modalità che conoscono all'inizio, bisogna magari fornire degli strumenti in più, si pituffano tra loro, Dio cosa succede? Ma le abilità sociali sono un apprendimento, io imparo a dialogare con te nel momento in cui provo a farlo, e il primo istinto da piccolini magari è tirare, voglio gioco e via dicendo, alle volte anche morsicare, il bambino piccolo usa la bocca, quindi ci sono magari delle informazioni che possiamo dare per accompagnare il nucleo familiare in questi momenti di crescita e anche capire che bisogna responsabilizzarsi tutti quanti, cioè il ruolo dell'adulto è quello dell'adulto, non è del migliore amico. Questa aggressività che poi diventa, che è la rabbia repressa, ecco, nessuno mi aiuta ad esprimerla nella maniera corretta, e perciò io la tiro fuori a modo mio e diventa un'aggressività spaventosa. Come si fa a gestire la rabbia, ecco, quando è talmente tanta? Perché io sono convinto che, poi sentiremo anche Don Mauro, che a un certo punto salta il tappo di questa rabbia e là non si controlla più, non riusciamo più a controllarla dopo. Ecco, fare prevenzione prima per capire se questo bambino, se questo ragazzo ha in sé questa rabbia, perché in qualche modo lo vedi dai gesti, si muove in continuazione, è molto chiuso, risponde male, cioè ci sono dei segnali per capire che c'è qualcosa che non va. Perché non si captano questi segnali? Eppure giustamente non ci sono i genitori, dovrebbe esserci la scuola, non c'è la scuola, ci dovrebbe essere il famoso oratorio. O ci dovrebbe essere la famosa banda che diceva lei prima, che si divideva a bande, ci si picchiava ma non c'erano i social perché una volta fatto ciao via, nessuno ti vedeva. Cioè questa rabbia che ha aumentato l'audience, ecco, che i bravi ragazzi, che sono cattivi ragazzi, no, i ragazzi bravi come li chiama Mirella, sono riusciti ad essere protagonisti. Questo è quello che volevano. Non c'è niente da fare. Però sono protagonisti nella maniera sbagliata perché stanno danneggiando tutta la comunità e anche se stessi. Perché se continuo poi 18 anni paghi tutte quello che hai commesso, ma non lo sanno. Pensano sempre di farla franca. No, ma nessuno glielo dice. Prego, Grigolin.
Allora, la Mirella tiri fuori tante cose. Quello che mi viene da dire è questo: spesso può essere difficile aiutare l'altro, quindi in questo caso il bambino, il ragazzino, a gestire questi momenti di rabbia, perché noi stessi siamo impauriti dalla rabbia dell'altro o non sappiamo bene come gestire la dinamica. Quindi prima bisognerebbe magari aprire una riflessione e dirsi: ok, rispetto alla rabbia oppure anche la tristezza, io come mi sento, come reagisco, e quindi che anche a livello di linguaggio non verbale, che messaggi lancio, permetto all'altro di esternare come si sente. Possiamo parlare in casa di quando siamo arrabbiati, o noi da adulti già diamo l'esempio che quando siamo arrabbiati non ci parliamo? Bravissima. Ci teniamo il muso 2 giorni, risolviamo il motivo dell'incavolamento? No, perché rimane una cosa sospesa. Quindi una riflessione su questo può aiutare. L'indicazione di base dovrebbe essere però permettere all'altro di esternarlo. Dopo può imparare a capire come canalizzare in maniera adeguata, tirare fuori in maniera adeguata questa grande emozione. Ma se io la tappo dall'inizio non potrà mai accadere questo. E si impara fin da piccolini. Fin da piccolini ci si dice: mi sembra che tu oggi sia un po' arrabbiato, come mai? Cos'è che ti fa star male? Allora do un nome a questo sentimento. Il bambino parla quando si chiede, dottoressa Grigolin, cosa dice questo bambino? Fa capire che c'è una realtà familiare che lo disturba, che veramente lo fa impaurire. Cioè, cosa dicono questi bambini? Perché loro anche quei disegni esprimono molto, però bisogna saperli leggere i disegni, perché anche là bisogna stare molto attenti da chi legge i disegni e cosa esprime il disegno. Io le porto questo esempio. Io ho seguito tanti anni una persona a me molto cara, che non c'è più, che aveva un grande problema, e nel senso che lui era una persona, anzi ve lo dico perché tanto era Tiziano Torso, che aveva quella bancarella di giocattoli sotto la loggia dei Cavalieri. Lui aveva dei grandi problemi, io ho cercato di seguirlo. Lui era molto solo, isolato, faceva fatica anche a dialogare con i fratelli. E nel momento che siamo arrivati davanti a questo esperto, gli ho detto: fammi un disegno. E lui ha disegnato quello che lui vendeva. Ed erano i primi mostri cinesi che arrivavano, mostri cinesi, giapponesi, e lui ha disegnato quello che vedeva. E lui non era aggressivo, era tranquillo. Era una persona che doveva essere accompagnata, perché veramente gli avvoltoi erano sempre a fianco a lui, perché era così. E la relazione era che era una persona aggressiva, da tenere sotto controllo. Allora io ho guardato questa persona e ho detto: no, io non ci sto mica. Ho detto: mi scusi, ma lui ha disegnato quello che lui vende. Infatti. E il momento attuale non è più il momento della bambola, del secchiello, del trenino, è il momento di questi giocattoli. Capisce che si fa anche fatica, perché da chi vado a parare? È competente, è all'altezza della situazione, perché dobbiamo anche capire questo, perché gli avvoltoi ci sono dappertutto, e le fragilità devono stare molto attente, ecco, a non cadere in questa trappola. Prima perché ci sono dei costi vertiginosi, diciamolo pure. Alla fine il risultato qual è? Se non è proprio una persona capace e competente, cosa succede? È disastro? No, io vorrei spezzare una lancia verso quei genitori che fanno queste cose e si sentono socialmente isolati. Cioè sembra che noi siamo i marziani che viviamo su Marte, perché la maggior parte fa così. Ci sono dei genitori che hanno queste attenzioni, però quindi vanno incoraggiate. Probabilmente anche queste vanno accompagnate. Di qua però mi viene in mente un esempio, un ragazzino, proprio l'esempio che hai fatto tu, Mirella, leggermente rallentato a livello cognitivo. Leggermente. Leggermente, non parlo di una disabilità media che è tantissimo, no, leggermente. Bene, la mamma, faccio un esempio, tu incoraggi i ragazzini, non so, soprattutto vicino a Natale, Pasqua, fai qualcosa a casa, dati da fare per prepararti alla venuta di... Risposta del bambino, parliamo sempre di 9-10 anni. No, la mamma mi ha detto: fermo, tu sei un disastro, tu fai solo malanni, devi stare seduto, fermo lì, e la mamma prepara la tavola, pulisce, perché tu devi stare... Ecco, anche questa secondo me è
diventerà rabbia repressa. Tra cui io faccio sempre l'esempio, dico, spero che da me, io ve lo dico gratuitamente, come cresce l'autostima di questi ragazzi? Non facendo così, facendoli prendere anche soddisfazione che hai sbagliato, come diceva lei, adesso sei capace di, così cresce l'autostima, sino dopo abbiamo bisogno di fargli fare una terapia di un mese, spendiamo 500 euro in un mese, alla fine deve avere più autostima. Io ve lo dico gratis, speriamo che mi crediate prima. Ma non serve, perché bisognerebbe farsi pagare. Però lo so. Nel senso infatti. che anche noi lo diciamo gratis lo nell'associazione, so. Sì, quando infatti. siamo in associazione. Come io nelle omelie, faccio gratuitamente. Farebbe più presa se ci fosse di... È vero. E infatti la lancio come provocazione questa. Come commenta Che Gregolin? sì, che ci sono i genitori che riescono a farlo e bisogna valorizzarli. Sì. Però c'è anche secondo me bisognerebbe rivedere, ed è un po' quello che stiamo cercando di fare con la formazione, noi proponiamo la formazione, il ruolo dell'educatore. La formazione dell'educatore non può essere quella che si faceva, perché sono cambiate le famiglie, è cambiata il modo di stare in relazione. E una cosa su cui lavorare è la capacità di osservare. Ascoltare e osservare, quindi iniziare a pensare che l'educatore che sta fermo e osserva non è che non sta lavorando, perché sta in un angolino e guarda le dinamiche di gruppo, come i bambini giocano tra loro, oppure sono più grandi, come si relazionano tra loro, cosa si dicono, che comportamento ha oggi Filippo, ieri e domani, e da là si può partire e capire se c'è un problema, tipo un disagio di cui tu parlavi prima. Altrimenti parto, io ho delle nozioni da trasferire e sul nozionismo mi baso, ma non su tutta l'altra parte che magari è centrale, che è quella del stiamo insieme, come ci relazioniamo, come interagiamo, come tu ti senti, che è fondamentale. Allora, prima di lasciare la dottoressa Gregolin perché deve andare via, guardiamo l'ultimo video che ha mandato, che abbiamo, perché è molto bello e fa capire anche l'importanza. Arte e benessere, Family Way. Andiamo a vedere.
Le case anni verdi e d'oro, bellissimo. Allora, dottoressa, complimenti intanto per i video, veramente portano un'allegria, una tranquillità, una serenità bellissimi questi bambini. Avete visto le loro espressioni, come si guardano, bellissimo. Come ci saluta? Con quale messaggio? Allora, intanto grazie per l'invito, che fa sempre piacere chiacchierare con voi e imparare cose nuove. Vi saluto dicendovi che a settembre ripartiranno le prossime formazioni e che abbiamo in programma per le famiglie con maggiori difficoltà anche la realizzazione di alcuni orti solidali, perché nella nuova sede abbiamo investito tanto e abbiamo un terreno che prima non avevamo, e questo permetterà proprio di essere più vicino anche magari a chi più ha difficoltà. Quindi magari nelle prossime noi puntate, che lei ha visto il Parco dello Storga. nelle prossime puntate ci aggiorneremo su questo progetto. Grazie. Bene, bene, grazie veramente, grazie alla dottoressa Silvia Grigolin, presidente Family Way, di essere stata con noi, grazie. E adesso invece andiamo a vedere questi bellissimi 70 anni di matrimonio a Resana. Anna è primo. Qual è il segreto della felicità per stare 70 anni assieme? Cominciamo con Anna. Avere un marito che sopporta tanto. Avere amore, come si dice, rispetto e volontà. Questa è la ricetta per condividere una vita, perché 70 anni è una vita e la loro è iniziata nel 1955 a Ginevra. Lei, Anna Negro, 19enne di Pero di Breda di Piave, arriva in Svizzera seguendo i fratelli. Lui, primo Boaron, 4 anni più vecchio, era partito da Resana per andare a servizio presso una famiglia benestante. 2 trevisani che mai si sarebbero incontrati se non fossero emigrati a Catarfortuna. Galeotto fu un incontro organizzato proprio dalla sorella di Anna. Avevo la sua sorella che lavorava vicino a me e diceva: c'è una sorella che è a Roma ma viene qui, te la presento. E era il mese di agosto, è venuta lì con questa biondina, magrolina, birichina, e dopo un giorno ero dietro sul treno a venire a Carpa a votare e l'ho vista alla stazione. E dopo è venuto, ci siamo trovati e il nostro primo abbraccio è stato la notte di Natale. 5 mesi per scambiarsi il primo bacio e altri 11 per dirsi sì davanti all'altare. Si aveva voglia di vivere assieme, si sentiva l'amore che io avevo un buon posto di lavoro, l'ho lasciato per sposarmi e vivere assieme. E da lì, ogni giorno, sempre insieme, anche al lavoro. Ho lavorato con una banca 4 anni. Abbiamo lavorato insieme, io facevo il trista, un po' di tutto. E dopo ho trovato un posto alla ambasciata inglese all'ONU e c'era il padrone che mi diceva: ma come fa Primo e Anna ad andare d'accordo così che non vesticciano mai? Tutto il giorno insieme. Poi il ritorno oltre 40 anni fa nella Marca, in quella casa del colmello di San Marco a Resana. E anche oggi, davanti a parenti e al sindaco, come ogni giorno, sempre le stesse attenzioni. Anche alla notte non si dorme, prima si dà un bacetto, si tiene la mano. Alla notte, quando si sveglia delle volte, io sento: guarda se sono coperta, l'inverno se non mi copre. È ancora innamorata sto qua? Sì, sì. E lei? Anch'io. E dall'alto di questo amore che dura da più di 70 anni, l'indicazione ai giovani che cercano questo sentimento. Prima cosa, non sposarsi se non si vuol bene. Bisogna essere innamorati, se no non si sposa. E dopo naturalmente ci vuole tanta pazienza, bisogna fare sacrifici perché non è sempre facile, specie io che sono un po' nervosa. Lui è molto buono. Infine per Anna bastano solo 2 parole per riassumere 70 anni insieme. Rendersi cura uno dell'altro e aver molto rispetto uno dell'altro. Ma quanto belli sono questi servizi che vi faccio vedere, ma quanto belli sono. Però mi ha colpito Don.
quando questa signora ha detto non ci si deve sposare se non ci si vuole bene, cioè scoppia un applauso, cioè quell'applauso là, cioè come dire, te gara insomma, allora vuol dire che c'è un po' di malessere in giro. Come leggiamo quell'applauso, Don? Noi questa cosa la diciamo anche ai cammini per fidanzati prima di celebrare il matrimonio cristiano. Una volta si incoraggiava troppo anche a sposarsi, oggi anche noi diciamo calma. E qualcuno dice come calma, sono pochi. Vabbè, ma non importa pochi o tanti, è il come, no? Però Don, quello che traspare da questi album, che forse questi nuovi sposi, nuovi compagni non avranno mai, perché adesso ormai è tutto cellulare, c'è neanche più il fotografo, i video ormai si fanno col cellulare, ma questo libro dei ricordi, quanto bello era sfogliarlo, rivederlo, forse ritornare anche voi come preti a dire a questi giovani di fare anche loro un passo indietro e di creare questo libro di ricordi con le foto, non dico sempre del matrimonio, ma il foto del loro percorso di vita. C'è da dire che noi nei nostri archivi parrocchiali nel 55, avete visto le date, prima negli anni 60, avevamo le fotografie di gruppo delle nostre famiglie patriarcali. A qualcuno si andava in prestito anche del vestito. Per oggi con tutte queste robe qua, se non stampiamo non rimarrà ricordo di nulla, per cui dagli anni 90 in poi nei nostri archivi parrocchiali zero raccolta di famiglie, non abbiamo nulla. Pensate. Secondo aspetto, l'album che dicevi Mirella, c'è da dire una cosa, da come parlano loro si sono sposati pur nelle restrizioni che c'erano, perché c'era chi andava all'estero e diventava immigrato, chi rimaneva qua, c'erano solo sacrifici, lavoro e basta, però c'era il futuro, era un album che sognava il futuro. Oggi abbiamo mai trasmesso che è tutto incerto, l'economia, il futuro, l'Italia è incerta, tutto è incerto, le guerre danno incertezza, tutto è instabile e quindi oggi si sposano, ma c'è un problema, ma chissà. E secondo me oggi abbiamo spento il senso di futuro, perché loro ti dicono sono sposato e devo lavorare per la famiglia, invece un tempo si diceva sono sposato perché devo rendere migliore la società. Domanda, chi ci crede oggi che io mi sposo rendo la società migliore? Difatti noi abbiamo a Conegliano il Tognolo santo eccetera, era il valore di anche tanti altri santi di formare il buon cittadino. Oggi più nessuno ha questa fiducia di speranza. Ecco il giubileo della speranza, perché probabilmente oggi manca la speranza di un futuro migliore. E questi anziani 70 anni fa l'avevano il senso di speranza, che erano giovani. Però c'è un però, che erano molto più responsabilizzati. Questo uomo a 18, a 20 anni era un ragazzo autonomo, ma che sapeva anche prendersi le responsabilità. Gli immigrati abbiamo visto l'età che avevano, adesso è cambiato tutto, adesso è difficile fare il genitore, è difficile crescere, è difficile trovare la compagna giusta, è difficile il matrimonio, ma non è che qualcuno invece abbia deciso che queste cose vogliono dire sacrificio, perché crescere vuol dire regole, vuol dire orari, imposizioni. Ecco, sposarsi o accompagnarsi con un'altra persona, anche qua regole, cambiamento della vita, specialmente un figlio. Dicono ma non c'è possibilità perché costa tutto troppo. No, io penso che ci sia anche una parte di non sacrificio. È troppo impegnativo, devo privarmi di troppe cose per fare il genitore e io non ce la faccio, però decido di farlo a 40 anni o 45 senza pormi i problemi che arriveranno dopo, se questo bambino crescerà nella maniera giusta. Cosa dice lei? Cosa vede? Ecco, che società vede? Mi viene in mente uno slogan, ufficio, affari, complicazioni semplici. Cioè, oggi rischiamo che le cose semplici le abbiamo rese complicate e lì ci siamo incartati, ingarbugliati dentro dei passaggi di vita che sono semplici, cioè condividere assieme certe cose. Oggi invece probabilmente abbiamo teorizzato, ragionato anche troppo e abbiamo perso il valore delle cose semplici.
E quindi anche qui cerchiamo solo lo straordinario. Beh, io a volte, da quando ho cominciato a dire di no a certe coppie, non vi sposo, andai da un altro, mi sono aumentati i matrimoni, perché ad esempio quando a me arrivano... Ma perché diceva non vi sposo? Perché ad esempio arrivano da me e si vogliono sposare col calesse, coi cavalli. E quando vedo il giorno da Cenerentola io non mi assumo responsabilità, perché non sappiamo più vivere l'ordinario, cioè solo cercare cose straordinarie. A volte anche nel campo della fede si rincorrono i miracolismi, perché non sei più capace a riconoscere il miracolo della vita, che Dio ha creato il creato, che vedi ogni giorno. Allora cerchiamo solo le cose, i supereroi che non esistono e noi li facciamo esistere, per cui la famiglia Mulino Bianco, la famiglia quindi è tutto straordinario, non riusciamo più a vivere, ripeto, le cose semplici, ordinarie. Però Don, questa famiglia tradizionale che molti politici si mettono il fiore all'occhiello, poi magari hanno 2 mogli, 3 mariti, l'amante esatto. e via. Nel mondo attuale che viviamo non c'è da meravigliarsi di niente, ho 2 uomini, 2 donne, genitori. Non le sembra che forse dobbiamo capire che siamo nel 2025, che anche la famiglia è modificata? L'aveva capito benissimo Papa Francesco, che aveva un'apertura anche da parte della Chiesa molto ampia. Adesso vedremo Leone XIV cosa deciderà, però c'era questa apertura che lui aveva capito, non è più la famiglia tradizionale, non si può più parlare di un solo papà o di una sola mamma, dobbiamo parlare. Ecco, come vede lei l'evoluzione anche di questo mondo giovanile verso queste aperture? Perché i giovani sono molto più aperti, forse sono i diversamente giovani che fanno fatica ad aprirsi. Prego. Allora, c'è da dire una cosa, dobbiamo mettere in fila i termini. Un tempo, quello che si chiamava tabù, è vero che c'era una società perché era più omogenea, regolata da tanti valori, però c'era un tabù dove c'erano tante contraddizioni. Oggi non ci sono più questi tabù, quindi probabilmente dobbiamo tornare a rispettare la persona. Difatti oggi non è in crisi, si dice il theos, il senso di Dio, è in crisi l'antropologia, cioè dove è finito l'uomo, che vuol dire anche la donna, cioè dove è finito l'individuo umano, dove è finito. Quindi ecco perché noi dobbiamo innanzitutto ascoltare la persona, e la persona deve vivere in modo libero quello che vive dentro di sé. Oggi è più facile mettere su un vestito, e quindi i giovani oggi sono più sensibili nel riconoscere gli imbrogli, cioè quando noi mentiamo a noi stessi e facciamo anche delle scelte bugiarde. E i giovani a questo sono sensibilissimi. Da stare attenti, perché loro capiscono. Basta un battito di ciglia, vero? E qui, ahimè, a volte il mondo della politica, il mondo anche della religione, perché un conto è essere credenti e un conto è essere solo uomini religiosi. Tu sei veramente religioso in senso corretto se sei credente, se no lascia stare, perché la religione può fare anche le guerre, può fare disastri, perché la religione da sola sei falso. Se sei credente, la religione ti aiuta a crescere nella fede. Quindi anche lì i giovani capiscono se tu ci credi e vivi quello che credi, oppure se la tua è una forma esteriore. Ecco la famosa religiosità esteriore, ecco la vita sociale esteriore, dove uno ha un ruolo e dopo non si sa. Per cui, ripeto, ascoltare di più la persona, l'individuo, ascoltarlo, accoglierlo, e quindi aiutarci anche qui, accompagnarci a vivere quello che noi viviamo dentro di noi. Allora andiamo a vedere anche queste immagini del giubileo di questi ragazzi a Roma, e perché questo Papa Leone XIV ha voluto seguire le orme di Papa Francesco e non solo, anche di Papa Wojtyła, dove radunare questi giovani, questi ragazzi credenti. Guardateli, questi sono i ragazzi bravi che piacciono ai diversamente giovani, tutti i genitori vorrebbero avere questi ragazzi. Ecco, cosa vogliono dire, Donca? Ecco, che giubileo sarà? Come vede questo giubileo nel 2025 dei giovani? Prego, Don. Beh, io ho vissuto il giubileo del 2000 e ho dato molto, perché allora ero giovane, ancora anche adesso, però insomma, così. E quindi mi viene da dire, ecco, un grazie particolare, perché se pensiamo dal Concilio Vaticano II, il percorso di tutti i successori di Pietro, Giovanni Paolo II, 26 anni, terzo pontificato più lungo
terzo pontificato più lungo della storia della Chiesa, quindi quanto Giovanni Paolo II, noi qui raccogliamo una eredità. Però devo dire che tutti, anche gli ultimi papi, anche Benedetto XVI, tutti hanno dato un respiro. Certo, i nostri giovani oggi, qualcuno potrebbe fare una critica a noi parroci e dire: dove sono poi nelle parrocchie tutti questi giovani? Ma io dico calma, i giovani che vediamo oggi a Roma sono quelli che stanno intraprendendo dei cammini anche di scelte di vita, il matrimonio, la consacrazione. Cioè, questi giovani fra 10 anni faranno delle scelte grazie anche al seme che è stato messo oggi, Giubileo della Speranza. Certo che fra 5 anni, 4 anni la realtà cambia, ma intanto noi oggi stiamo seminando la speranza di dare a questi giovani, quello si diceva prima, un futuro. Aiutarli, si diceva prima, ad esempio al grado di sopportabilità, perché poverini dove dormono, come devono sopportare il caldo, il freddo, vengono giovani da tutto il mondo. Anche questo è una palestra di vita, il Giubileo, perché impari l'essenzialità, sopportare la sete, la fame, il caldo, la stanchezza, la sonno, eppure devi anche animare, pregare, leggere, sei costretto anche a riposarti, cioè, quindi li alleniamo anche a queste esperienze. A dei ritmi diversi. A dei ritmi diversi e a coltivare, ripeto, il seme della fede, il seme dell'amicizia e anche il seme oggi, perché noi italiani siamo una penisola, lo diciamo poco, e abbiamo la mentalità chiusa, siamo una piccola penisola, non siamo quelli che viviamo nei grandi continenti, l'Australia, il Brasile. Quindi tu quando fai queste esperienze a Roma impari che c'è un mondo grande. Ma forse anche nei banchi alimentari vediamo questo mondo diverso. Esatto. Ecco, io ne so qualcosa perché è dal 2010 che ho questo banco solidale, sì. E mentre all'inizio vedevo la ritrosia specialmente dei nostri veneti, sì, a parlare con le altre persone, a cercare di socializzare, guardate adesso è tutto un accompagnamento di queste persone con questi diversamente giovani che li accompagnano, esatto, li accompagnano a casa, vengono loro, se magari loro hanno qualche acciacco non possono venire, c'è questo dialogo e il rispetto e vedete come si accarezzano tra di loro quando si salutano, ecco questo vuol dire integrazione a mio avviso. Cosa dice Don? Sabato sera avevo in secondo banco in chiesa, la messa della domenica del sabato, una mamma con 2 bambine bellissime che camminano già, insomma di 7-8 anni, che dovrebbero essere messicane, così messicani, ma la gioia che hanno negli occhi di vivere, e dentro di me dicevo, questa messa occidentale è morta rispetto alle messe che voi animate lì con le danze, qui i tamburi, qui da noi siamo un po' occidentali, eppure la gioia che loro vivevano, erano le 3 persone più contente di tutte le altre 80 che avevo messo. Avete capito? C'è la gioia e l'entusiasmo che esprimono nelle relazioni, ma anche nella fede e anche tra di loro. Io ho visto ancora la torta, un regalo, dei piccoli gesti, loro vivono veramente l'entusiasmo. E loro vivono la famiglia, l'amicizia. Sì. Ecco, guardate che sono cose veramente, i valori dell'amicizia. Esatto. Come si aiutano tra di loro. E come si aiutano tra di loro. E adesso andiamo in pubblicità. E ci è venuto oggi un pensiero che riguarda veramente il nostro corpo, il nostro cuore. In settimana abbiamo avuto tanti medici ospiti perché c'è lo stress, questo ritmo frenetico, questo sempre correre che però non fa tanto bene. Lo dobbiamo capire quando si può correre, a quale età, quanto si può correre e come dobbiamo capire anche il nostro cuore. Ne parleremo questa mattina col dottor Francesco Antonini Canterin, primario all'Oras di Motta di Livenza. Grazie dottor Canterin di essere qui, ma soprattutto quello che vogliamo capire è cosa fare, uno stress terribile. Io purtroppo ieri ho ricevuto una brutta notizia, una mia carissima amica Sabrina, giovane, purtroppo con un aneurisma, è in coma irreversibile, speriamo veramente che ce la faccia, anzi Sabrina mi raccomando devi assolutamente farcela uscire da questo coma. Ma cosa sta succedendo? All'improvviso si sta bene e poi tac, si parte. Prego dottor Canterin.
Buongiorno a tutti intanto e grazie per l'invito, molto gradito. Diciamo c'è sempre stata questa cosa, oggi naturalmente c'è molto più attenzione mediatica, per cui qualsiasi cosa succeda immediatamente va sul giornale, sulle televisioni. Una volta le notizie drammatiche che pure accadevano nelle famiglie, nelle borgate, nei paesi, nelle città, erano magari limitate alla conoscenza ai vicini di casa, ai parenti e cose del genere. Adesso qualsiasi cosa succeda ha un grande impatto mediatico e quindi spesso la gente ha la sensazione, e ce lo dicono, ma perché adesso ci sono tutti questi morti? Ma perché? Giovani anche giovani. Ci sono sempre stati, solo che adesso la percezione è molto accentuata. Questo non vuol dire che sia un problema da sottovalutare, anzi, se vogliamo, oggi, grazie alla prevenzione, agli avanzamenti della medicina, eccetera, oserei dire quasi che sono meno di una volta, e la dimostrazione è il fatto che l'età media della popolazione è aumentata di molto. Una volta a 50-60 anni una persona era vecchia, adesso i vecchi sono oltre gli 80, cominciamo a spostare sempre più in là l'età in cui definiamo l'anziano, il vecchio, eccetera. Tornando proprio specificamente alla sua domanda, sicuramente lo stress, a parte che lo stress è una parola un po' generica che è difficile poi da oggettivare, da quantificare. La vita è fatta di emozioni, di affrontare situazioni improvvise, difficili, o situazioni anche croniche, difficili al lavoro, nelle famiglie, in vari ambienti, a tutti i livelli, a partire dai bambini, con i problemi del bullismo a scuola, eccetera, ma fino agli adulti. Per cui lo stress, sicuramente una persona che non riesce a dominare il proprio benessere emotivo, la propria serenità, è un fattore di rischio aggiuntivo per avere, perché poi vuoi direttamente, vuoi indirettamente, magari uno che è molto stressato magari ha il battito del cuore più alto, ha la pressione più alta, ha degli ormoni un po' alterati che girano nel sangue, per cui si mette in una condizione di maggior predisposizione ad avere eventi sfavorevoli, acuti, eccetera. Poi, parlando proprio di cardiologia, da un po' di anni uno si è sempre detto quella persona è morta di crepacuore, no? Non so, arriva una brutta notizia e si comunica a una madre che il figlio è morto e la madre immediatamente muore. È anche nella cultura popolare questa cosa, il morire di crepacuore. E oggi noi cardiologi da una decina, quindicina d'anni abbiamo proprio capito che esiste una malattia che viene detta la cardiopatia da stress, che ha anche un nome giapponese, la malattia di Takotsubo, perché il cuore ha una forma particolare, adesso non entro nei dettagli, e si è visto che di fronte a dei particolari stress emotivi, pur con le coronarie per esempio completamente sane, si ha una forma simile all'infarto, che si sta studiando molto, però è molto più diffusa di quello che sembra, e quindi che poi improvvisamente, magari dopo 48-72 ore, se viene superata, a volte può provocare anche una morte improvvisa, ma se viene superata c'è una completa restituzione all'integrum, diciamo noi, alla normalità, senza che ci siano sottostanti delle patologie, ed è questa patologia, la cardiopatia da stress o sindrome da Takotsubo, che oggi ha proprio una sua caratterizzazione particolare. Noi cardiologi la curiamo molto bene altra cosa che vorrei aggiungere a questo proposito: molti dei nostri pazienti vengono gestiti magari in coabitazione, cioè in collaborazione anche con psicologi, psichiatri, eccetera. Molti hanno bisogno di terapie farmacologiche per togliere la depressione, togliere l'ansia, togliere cose, perché abbiamo visto che anche questo aiuta, oltre naturalmente all'aspetto psicologico vero e proprio. Faccio un esempio determinante, nell'ospedale di Motta di Vivenza, che voi tutti conoscete, che è un'eccellenza della realtà trevigiana della riabilitazione. Solo in cardiologia abbiamo 3 psicologi a tempo pieno, per cui fa parte a pieno titolo della cura, oltre ai medici, infermieri, fisioterapisti e tutte le figure tecniche, tutte le figure che contribuiscono
a fare il percorso riabilitativo, i psicologi sono determinanti, ecco, proprio perché ho voluto fare una panoramica così ma molto importante. Dottor Antonini Canterin, quello che però volevo anche capire sono questi messaggi anche negativi: bevi, mangia, corri a livelli anche estremi, ecco, fuma, fai di tutto. Siamo in piena libertà, siamo in democrazia, però ci sono delle regole che devono valere. Non può essere che i messaggi siano solo quelli di mangiare, bere, sport all'estremo, perché quello che sta arrivando è un agonismo eccessivo, perché poi fa male, poi le conseguenze le paghi, anche se sei giovane, poi a medio e lungo termine arriva il conto da pagare. Cosa vuole dire per fare prevenzione, dottor Antonini Canterin? Su questo diciamo una cosa, distinguiamo i vari aspetti che lei ha toccato. Fumo, non discutiamo neanche, il fumo è un nemico assoluto, per cui fin dalla scuola e dalla tenera età bisogna fare compagne di tutti i tipi, perché è molto più facile non iniziare a fumare che smettere di fumare. Il fumo è un veleno assoluto, su questo non si discute. L'alcol è chiaro che non è a livello del fumo, perché un consumo moderato, accettabile, a parte che fa parte della nostra cultura di veneti, io sono friulano, ma insomma la cultura è analoga, diciamo, anzi ci sono anche delle dimostrazioni che un buon bicchiere di vino rosso al giorno è meglio, sì, il rosso, perché ha una particolare sostanza. No, è perché io cerco di incrementare il vino rosso, i famosi nostri vini meravigliosi. Faccio fare una battuta, io sono friulano e siamo famosi per i vini bianchi, però certamente le evidenze scientifiche sono che un consumo non eccessivo, naturalmente, corretto, moderato, di vino rosso contiene una sostanza che è antiossidante, resveratrolo, che è stato visto che riduce la probabilità di avere problemi alle coronarie, per dire. Per cui il vino sicuramente, poi quando arriviamo nell'eccesso, nell'alcolismo, oltre ai rischi nelle strade, negli incidenti eccetera, ma poi alla lunga anche l'organismo va ad avere delle sofferenze che si portano a livello di tutti gli organi, non solo il fegato, che tutti sappiamo il fegato del bevitore, ma anche il cuore stesso ha dei danni molto gravi, c'è la cardiomiopatia alcolica e altre situazioni in cui l'alcol è un nemico, ma non così grave come il fumo, che è un nemico assoluto. Può essere tollerato o essere anche un buon amico nelle giuste dosi. Direi che lo stesso ragionamento che facciamo per l'alcol lo dobbiamo fare anche per l'attività fisica. L'attività fisica è un'amica, perché la vita sedentaria sicuramente non fa bene, è un fattore di rischio, l'incremento di peso eccetera, e per cui un'attività fisica giusta, poi nei ragazzi sicuramente con i giusti controlli, anche un'attività fisica agonistica ha grandi risvolti favorevoli, positivi. Insomma, non è che vogliamo assolutamente demonizzare lo sport. Diverso è il problema dei cosiddetti atleti master che a 50, 60, 70 anni vogliono scalare le montagne, fare gli Ironman, fare i triathlon, fare 3 maratone. Mi sento giovane. Lì, se non c'è, a volte sicuramente un eccesso di attività fisica con un non adeguato allenamento, un non adeguato controllo medico preventivo può portare a delle situazioni negative, ecco. Abbiamo Livio da Padova, poi andiamo da Don Mauro Gazzelli. Vai Livio. Buongiorno, ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo fare una domanda al Don, mi rivolgo al Don che è in studio. Dunque, io in un documentario i messicani hanno una concezione diversa della morte da noi, cioè vedono i loro congiunti, li vedono sempre vivi e sono molto diversi da noi. Avremmo molto da imparare anche noi da loro.
Grazie, vi saluto. Ma guarda che bravo Livio, volevo proprio fare una domanda sulla morte. Cos'è la morte nel 2025, specialmente per questi ragazzi che la sfidano in continuazione? Però vuoi parlare di morte a casa, vuoi parlare di donazione di organi a casa? Far vedere un defunto? Esatto, prego Don. Beh, noi il credo apostolico, credo la vita eterna che verrà. Dopo, ecco, è il modo di esprimere, ogni popolo cerca di esprimere, perché anche noi cristiani annunciamo la vita eterna in tutti i popoli del mondo, Gesù è morto ed è risorto, però ogni popolo ha anche le sue tradizioni, il suo modo di esprimere la speranza nella vita eterna. Quindi questo, certo, dobbiamo anche ritornare che forse noi occidentali oggi siamo troppo diventati materialisti o spiritualisti, quindi vediamo degli spiritelli vagare che non esistono, mentre questi popoli hanno più il senso della festa anche attorno al defunto come segno di speranza. Quindi come era nelle nostre case che un bambino era normale che avesse assistito alla morte del nonno o della nonna. Oggi noi tutti muoiono in ospedale e abbiamo perso questo accompagnare anche questa realtà della vita, l'ultimo respiro. Però facciamo una parentesi. Una volta, anche se c'era il funerale, alla fine si beveva qualcosa e si offriva anche un pasticcino. Esatto. Mi sembra che adesso sia stato cancellato tutto. Cioè no, non c'è più il tempo, sì. c'è ancora qualcosa che si fa in determinate circostanze. In Italia dobbiamo dire che è a macchia di leopardo. Al sud Italia c'è ancora qualcuno che poi si trova nelle famiglie. Io anni fa nelle nostre famiglie del Trevigiano, però delle colline, più verso Valdobbiadene, c'è chi dopo il funerale si trovano i familiari. Nelle nostre pianure questo è scomparso. Questo è scomparso. È per quello che dico, qua è anche frutto un po' di usi e costumi. Io ad esempio di recente, 15 giorni fa, mi è mancato un giovane di 42 anni, un tumore, una cosa aggressiva. Lui ha voluto preparare il funerale con me per tempo, in modo direi ordinato e rispettoso. Terminata la cerimonia siamo usciti dalla chiesa e gli alpini hanno dato un bicchiere a tutti, hanno fatto un piccolo brindisi prima che partisse la salma, ecco, proprio come segno di così hanno lanciato dei palloncini in aria, perché anche due bambini piccoli, 42 anni, e questo è stato vissuto con un senso di brindisi, di dire la morte non è una disperazione ma un segno di speranza, quindi è stato vissuto con rispetto. Ecco, certo, poi non bisogna esagerare, perché i giovani a volte si stordiscono per non pensare a questo, è diverso. Però la paura morte non è che li proprio appunto, anzi, loro che li faccia rabbrividire, la sfidano in maniera sempre, alzano sempre di più l'asticella, perché sai che se corri una certa velocità può essere che... È che qui io ho riconfrontato nei giovani il fatalismo. Io ho fatto la domanda a questi ragazzi e alcuni mi dicono tanto sai, se è destino succede. Avete capito? Quindi c'è questa secondo me fragilità di un senso di destino, è un pensiero liquido, fragilissimo. Sentiamo invece, e chiedo al dottor Antonini Canterin, cosa vuol dire, ecco, prima di entrare in sala operatoria, queste persone che entrano la paura della morte, che voi toccate con mano, perché stiamo parlando del cuore, il cuore pulsante, il cuore che si ferma, il cuore che deve riprendere. Ecco, come vede questi pazienti? C'è un prima dove tu vieni un po' alla volta preparato prima di entrare in sala operatoria. Come vedete voi queste persone quando vi confrontate con loro anche su interventi molto, molto seri, molto importanti, perché dovete pur spiegare l'intervento? Ecco, cosa vede? Qual è la paura che voi vedete? La paura della morte oppure la paura di non farcela? Sì, allora su questo vorrei distinguere due scenari, nel senso c'è uno scenario in cardiologia molto spesso gli interventi che facciamo sia chirurgici sia nelle sale di emodinamica dove si riaprono le coronari sono fatti in urgenza, cioè arriva il soggetto e questa è la maggior parte se vogliamo dei nostri interventi in acuto cosiddetto, per cui arriva un paziente con un sintomo molto grave, con un fortissimo, per esempio un fortissimo dolore toracico eccetera, e in quel momento lì il paziente non fa neanche a tempo a metabolizzare un discorso più generale relativo alla morte eccetera, solo ha un desiderio assoluto
che passi questo dolore, per esempio, che di ritornare a star bene, tornare a respirare bene se non sta respirando, eccetera. Per cui questo è un aspetto, per cui il problema psicologico magari viene dopo. Io per esempio in questo momento della mia carriera mi sto occupando molto di Vivenza soprattutto di quello che succede dopo, allora c'è poi, una volta recuperato, fatto l'intervento, la convalescenza e il recupero, l'aspetto psicologico, che dicevo ci sono degli psicologi che lavorano da noi a tempo pieno, proprio della paura di non ritornare quello che si era prima, di poter lavorare come prima, poter fare le cose che si facevano prima, eccetera. C'è anche tutta una parte però di soggetti che hanno delle malattie croniche o comunque meno emergenti, meno acute, e che dobbiamo accompagnare a un intervento che si rende necessario ma che in qualche modo programmiamo. Può essere un programma a giro di giorni o settimane, a volte sono situazioni che portiamo avanti anche alcuni anni per arrivare al momento giusto dove è preferibile fare l'intervento chirurgico, per esempio, eccetera. E lì è un soggetto completamente diverso, perché è un soggetto che ha avuto il tempo di metabolizzare la sua malattia. Anche qui devo dire che ci sono due tipi di pazienti. C'è il paziente che comunque sta male, è il paziente per esempio che gli basta fare piccoli sforzi e gli manca il respiro, pazienti che hanno dei sintomi, dei dolori, eccetera, molte volte al giorno, eccetera. Questi pazienti qui vedono comunque, più che la paura della morte, vedono la possibilità di risolvere un problema e quindi di star bene. E questo paradossalmente è più facile affrontare l'intervento, perché stai male. Il grosso problema, noi abbiamo tutta una serie di pazienti che gli sembra di stanno bene, o abbastanza bene, sanno che non possono fare uno sforzo eccessivo, che poi magari hanno dei disturbi, però facendo una vita tranquilla stanno abbastanza bene. Però noi sappiamo, vedendo gli esami ripetuti, eccetera, che se non farà l'intervento nel giro di poco potrebbero peggiorare, potrebbero poi arrivare a una situazione magari irreversibile, non operabile, eccetera. E quei soggetti lì paradossalmente stanno meglio, però è più difficile intanto convincerli che è veramente necessario intervenire. Il problema di fare un grosso intervento a un paziente asintomatico, così diciamo noi, che sta bene, è un grosso problema, no? È una grossa responsabilità nostra, perché è molto più facile convincere uno che sta male che deve fare qualcosa, perché se uno sta bene, dopo se succede qualcosa dice colpa del dottore che mi ha fatto operare, io prima stavo bene. E anche la psicologia è tutta diversa, la psicologia di approccio, eccetera. Poi dopo dipende dagli individui, ci sono individui più apprensivi, individui menefreghisti, diciamo così, e ognuno ha il suo modo, chi nega, chi è iper preoccupato, cioè lì veramente la natura umana è talmente varia che ognuno crea dei meccanismi di difesa, o la rimozione o anche un'autodifesa inconscia, sono delle autodifese o inconsce o anche a volte proprio volute, ma che sono diversificate. Ognuno reagisce alle brutte malattie, questo non vale solo per il cuore, vale anche per i tumori, vale per tutto, in un modo completamente diverso. Credo che il Don affronta questi problemi quotidianamente. Allora, il Don, come affrontate questi problemi, specialmente cos'è la confessione nel 2025? Anche là è cambiata molto la confessione, chi si confessa, esatto. Ecco, le persone che arrivano da voi, chi sono? Sono giovani, diversamente giovani, è l'ammalato che ha paura prima dell'intervento, che dice meglio che vado a confessarmi. Esatto. Ecco, cosa vedete, Don? Beh, intanto ringrazio la presenza del cardiologo, perché penso che chi ci ascolta, oggi la gente ha bisogno di avere fiducia nel medico. Cosa vuol dire? Vuol dire che però se c'è da operare il medico, come si dice, medico pietoso non guarisce piaga, si dice in Veneto, quindi da parte vostra ci vuole una certa schiettezza, però anche qui accompagnare e come essere schietti. A me un medico ha insegnato questo, io ho fatto la domanda, dico, ma uno che gli resta un mese di vita, come fate? Dite, non dite? Diritto del malato? Se la risposta mi ha dato questo medico, mi ha detto, lo decide il paziente. Se il paziente di fronte a me mi dice, dottore, non mi ho male a morire, vero? Io capisco che devo dirglielo in modo con calma. Se invece il paziente mi dice, dottore, mi dica la verità, già qui si capisce che, come vengono a confessarsi da me,
capisco che passi servono intermedi o se servono meno passi per dire la verità. Però certamente oggi, anche nella fede, nella preghiera, infatti avevo anche una domanda a fare, cardiologo, è proprio questa di dargli fiducia nel medico. Noi di solito invochiamo per voi lo Spirito Santo che guidi non solo la vostra mente, perché la preparazione c'è, le mani, ecco, l'equipe medica, ecco, vi guidi, ecco, nel vostro lavoro, quindi ecco lo Spirito Santo che assiste. Ecco, così una domanda veloce che mi viene in mente è proprio questa. Io tempo fa mi sono spinto una battuta in un'omelia a dire che chi vive la dimensione costante, non solo della messa, anche la messa la domenica, la preghiera, un po' di spiritualità, vive un po' di tranquillità, quei 45 minuti alla domenica, vive di più e forse, ho usato la battuta, avremo qualche meno infarto, perché abbiamo il tempo di vivere la pace interiore che poi dà serenità e pace anche al corpo. Ho esagerato? Sentiamo come risponde il dottor. Sì, allora torno brevemente sul tema di come dire al paziente la sua. Allora, diciamo che è evoluta moltissimo a parte la società, la modalità di comunicazione, lo sappiamo bene, ma è evoluta anche un po' quello che si insegna anche a scuola. Diciamo, se in Italia fino a 20-30 anni fa era dominante una cultura di medicina, fra virgolette, paternalistica, in cui il medico, anche di fronte a soggetti con mali incurabili o con prognosi molto sfavorevoli, edulcorava molto la pillola, fino addirittura a negare la malattia, io devo morire, no, stia tranquilla, eccetera. Oggi, e questo ci viene un po' da un'esperienza anglosassone, che diciamo il mondo anglosassone è quello che domina un po' la scienza, la medicina, come domina l'economia, se vogliamo, gli americani, eccetera. Loro hanno un atteggiamento molto più determinato, e per loro è un peccato mortale non dire la verità, non informare. E diciamo che le direttive sarebbero quelle di dire tutta la verità. E chiaramente poi sta alla sensibilità del singolo medico, quello che diceva proprio molto bene il Don, o che riportava cosa gli diceva il Don in base a come risponde il paziente. Se dovessimo seguire alla lettera quello che ci si dice, bisogna dire come degli automi, tu probabilmente morirai, il tuo male è incurabile, eccetera. Però A c'è modo e modo. Portare il peso. Esatto, A c'è modo e modo, B io credo che il medico debba comunque essere medico con la M maiuscola, che non vuol dire solo hai questa malattia ti do la pillola rossa, hai questa malattia ti do la pillola gialla, o ti faccio l'intervento A o l'intervento B, per carità. Ci vuole non la è un tecnica, numero, ma è una persona esatto, di fronte. Ma anche la pillola rossa, che magari la letteratura ci dice che deve prendere quella pillola rossa, banalizza ovviamente, ha un effetto migliore se tu riesci a dargli un po' di speranza, un po' di convinzione, un po' di... Poi c'è appunto il paziente che invece capisci che vuole una comunicazione schietta e diretta, e glielo dici. Però non possiamo non dirlo, dobbiamo dirlo. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Ciao Gianfranco. Franco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno Mauro. Ecco, signora Mirella, io non potevo non telefonare. Certo. Perché ho visto, quando ho acceso la televisione, ho visto il mio parroco di Cessalto, che qui ha lasciato un segno indimenticabile, Mirella. Da questo periodo che manca, per me, persona anziano che andavo qualche volta alla messa e tutto, e si andava a prendere il caffè, dopo di un parroco era un amico, e veramente a Cessalto ha lasciato un segno che tutti lo ricordano. Ecco, volevo solo questa testimonianza perché lo merita, è un grande parroco e tutto. Ecco, Don Mauro la saluto, mi stia bene e avanti così. Ecco, ma chissà perché cambi i preti, non so, quando una roba funziona viene cambiata, che l'insegnante di sostegno che funziona viene cambiato, ci vogliono, io non riesco veramente a capire dove si vuole andare a parare certe volte, però
La mia domanda è anche questa. Adesso questa guerra di Gaza, soprattutto queste morti terribili, ecco, delle scene raccapriccianti, a mio avviso nel 2025 proprio non ce n'è per nessuno. Anzi, vorrei chiedere alla regia se riesce a trovare la serata che hanno suonato tutte le campane per ricordare. Non tutti l'hanno fatto comunque, Don, e questo sarebbe... non è stata proprio... Ecco, allora spieghiamo anche l'importanza invece per un momento, quando tu vivi in pace, magari su una tavola apparecchiata molto bene, con tanto cibo, di tutto e di più, fermarsi un momento e riflettere su quello che la mente umana riesce veramente nella maniera più orribile a produrre: armi e morti. Come la vedi la Chiesa in questo? Io ricordo il vescovo che mi ha ordinato sacerdote, poi vescovo di Vittorio Veneto. No, aspetti, perché abbiamo il servizio delle campane, se no non riesco a mandarlo. Allora, mandiamo il servizio. Il suono delle campane e la recita del rosario, dal Duomo di Treviso a quello di Castelfranco alle tante parrocchie della diocesi che hanno voluto unirsi per lanciare un messaggio forte e rompere il silenzio su quanto sta accadendo a Gaza. Non c'è più nessuno che riesca a capacitarsi di quello che sta succedendo e siamo tutti presi dal dolore, alle volte anche dall'angoscia e dall'impotenza, e continuiamo a non essere tra i potenti della terra, però l'invito che è stato fatto da alcuni uffici e anche accolto, come vedo bene così dalla cattedrale, è un segno almeno che ci siamo e che quello che possiamo fare lo facciamo adesso qui noi nella preghiera, lo facciamo con l'impegno politico, con la testimonianza, con la voglia di costruire realtà di pace. Siamo qui appunto per cercare a nostro modo di fare rumore come siamo stati invitati. È una modalità mai contro nessuno, ma sempre per davvero la fine di questa strage che si sta svolgendo sotto i nostri occhi e che davvero richiede tanta preghiera e anche azione, certamente, e questo insomma nelle sedi adatte. In Piazza Duomo anche il sindaco di Treviso. Anche partecipare a questi momenti di preghiera significa portare un piccolo tassellino verso il ponte della pace. Non è semplice, è uno scenario particolarmente complicato, però è nostro dovere crederci, e quindi ringrazio tutti quei cittadini che hanno dedicato la loro domenica sera semplicemente per stringersi attorno alla preghiera. Ed in tanti hanno voluto partecipare recitando la preghiera più popolare attualizzata alla situazione che stiamo vivendo, con spunti dalle dichiarazioni di Papa Leone, del patriarca Pizzaballa, del cardinale Zuppi, del rabbino di Bologna da Paz. Non servirà, ma almeno chi può fa qualcosa, perché sennò sono sempre parole, parole, parole. Noi confidiamo in un altro aiuto, perciò ci sono, volevo esserci. Credo che dobbiamo essere testimoni anche noi e vicino a queste persone, quindi abbiamo sentito questa voglia proprio di essere accanto a loro. Che l'appello del Papa, che l'ha fatto proprio oggi, e la preghiera è l'unica cosa che possiamo fare e dobbiamo fare. Non è forse, Don, che più di concentrarci anche qua in Italia sul ponte di Messina, dobbiamo tutti concentrarci sul ponte della pace, e ogni Stato fare il proprio dovere, costruire il ponte della pace, poi unire questi ponti per arrivare a questi uomini che forse hanno perso il lume della ragione. Ecco, possibile, poi lo chiederò al dottore, che il loro cuore non abbia delle palpitazioni vedendo certe immagini prodotte da loro, perché c'è la mano dell'uomo, cioè non è che sia la mano della natura così violenta, inaudita. Don, cosa vuole dire? No, io stavo per citare il mio vescovo che mi ha ordinato sacerdote, già vescovo di Vittorio Veneto, Giuseppe Zenti, poi vescovo di Verona, adesso in pensione. Il vescovo in quegli anni aveva fatto notevole riflessione, un po' proprio anche sociale, nel dire: abbiamo voluto una società a tutti i costi laica e laicista. Dove, cosa vuol dire questo? Non voglio dire che dobbiamo obbligare la gente a credere,
non è questo, ma una società laicista a tutti i costi vuol dire che tu togli qualsiasi principio etico e morale. Quindi è inutile dire, se tu mi invadi, se tu mi hai fatto un torto, se ricordate la guerra preventiva di Bush 2001, solo, roba folle, solo se io ho il dubbio che tu potresti attaccarmi, devo attaccare per primo. E noi là abbiamo detto sì, è vero, perché... Boh. Quindi oggi con una società così laicista vi lancio una provocazione. Adesso avete bisogno del rosario, scusate, ma se la religione fino adesso vi dava fastidio il crocifisso, adesso mi fate le riprese sul rosario per la guerra, scusate, avete tolto l'etica morale che la religione cristiana cattolica porta, ammazzatevi adesso, tiratevi le bombe, farete sempre peggio. Stiamo raccogliendo i frutti di un'etica morale che non c'è più, dove io giustamente posso avere con te degli screzi, possono esserci anche dei limiti politici di gestione dei territori, delle risorse, eccetera, però non possiamo essere autorizzati che io, perché ho ragione o ho torto, divento un criminale di guerra. Ecco l'etica morale, ma oggi ahimè temo spesso anche da certe piazze dove si grida a chi ha ragione, a chi ha torto. La pace è un valore che parte prima, difatti io prego sempre non per la pace, per la conversione di chi vuole la guerra. Dottor Antonini Canterin, quello che però traspare anche da queste immagini cruente che vediamo tutti i giorni, voi come la vissute, come la vivete, questo vissuto terribile giornaliero? Perché voi entrate nelle sale operatorie per vincere la morte, per curare tutti questi morti, queste persone che non possono neppure difendersi. Per un medico cosa vuol dire certe immagini, dottor Canterin? Diciamo, prima che medici siamo uomini e chiaramente i sentimenti che si possono provare di fronte a queste immagini così drammatiche sono uguali per tutti, no? Da questo punto di vista condividiamo tutto il dolore e la preoccupazione che riguarda tutti. Come medici, diciamo, c'è un ulteriore sentimento di prostrazione, eccetera. Poi si vedono delle immagini, addirittura sono stati attaccati degli ospedali, dei bambini, eccetera. Per cui sono situazioni, è chiaro, il medico per sua fa il famoso giuramento di Ippocrate quando inizia la professione dopo la laurea, e nel giuramento di Ippocrate il punto chiave è che perseguirà sempre la vita e mai la morte, e curerà anche il suo peggior nemico, è quello che ha le idee religiose, politiche diverse dalle tue, o il tuo peggior assassino. Tu medico sei tenuto a fare di tutto per salvargli la vita se ti trovi in una situazione in cui lui ha una malattia, ha un problema. Per cui chiaramente per noi questo forse è ancora più sentito, però è chiaro che è difficile sentire di più un dolore che riguarda tutti, poi in realtà indistintamente. Allora, riguarda tutti, visto che abbiamo parlato di vita e di morte, parliamo di fine vita. E ancora Papa Francesco aveva cercato di aprire su queste terribili condizioni che certi pazienti sono costretti a vivere nonostante la volontà, e abbiamo sentito anche l'ultima intervista di Laura prima di decidere di morire, che ha fatto. Prego, Don Mauro. Ecco, una piccola premessa: dobbiamo rispettare il dolore di tutti. Io dico sempre, se io ho mal di pancia e tu hai mal di denti, non posso dire io soffro più di te. Quindi io dico sempre, prendiamo con le pinze, ognuno vive la sua realtà e non si può mai fare confronti. Ecco, dopo questa premessa, guardate che c'è un valore grande qui cristiano, cattolico o ortodosso. Quale? Il dolore che salva. Noi diciamo Gesù è vero Dio, è vero uomo, è un Dio che soffre i dolori tremendi della croce, è un Dio, quindi se io chiedo a Dio l'aiuto, a Gesù Cristo, di portare la croce, portare il dolore, Lui mi aiuta. Ecco come Gesù fa i miracoli. Ecco, il dolore mi purifica, mi salva. Però attenzione, questo siamo dentro la fede. Se togliamo l'annuncio di Dio che per me soffre e muore in croce, non è facile lasciarci convertire o portare il dolore. Cioè anche Gesù Cristo ha bisogno di un Cireneo che porta la croce.
citavamo prima la figura del medico, penso a certi operatori sanitari volontari nelle nostre case che accompagnano anche in malattie a volte terminali e non solo. Così. Quindi, ripeto, se non ci lasciamo, adesso lo dico da sacerdote, amare dal crocifisso, se non portiamo la sofferenza che Dio ha portato, il dolore ci uccide, perché tu vivi una solitudine dove a un certo punto, umanamente parlando, tu non hai più le forze, umanamente parlando, di reagire. Ma io guardo da un'altra parte, come abbiamo sentito, la persona può essere atea. Esatto. E allora come la mettiamo? Esatto. Chi è che decide della mia vita? È per questo io so che un medico, appunto, anche qui è delicata, perché la Chiesa si è espressa, pensiamo all'aspetto di evitare l'accanimento terapeutico, però io familiare arrivo al momento che mi devo fidare del medico. Ferma, perché se non ce la faccio voglio sentire anche il dottor Antonini Canterin sul fine vita, cosa ne pensa? Allora, il tema è talmente importante, talmente delicato che non si può risolvere in 30 secondi, naturalmente. È molto difficile, sono temi di bioetica che riguardano naturalmente la cultura del momento, le convinzioni religiose, sociologiche e intime di ogni persona. Sicuramente non è facile trovare il limite tra quello che è non causare una morte prematuramente e quello che è sfociare nell'accanimento terapeutico. Una sola cosa vorrei dire, credo che velocissima, stiamo andando avanti verso questo tempo, però credo che la cultura della medicina palliativa debba crescere, perché siccome è stata un po' confusa in passato con l'eutanasia eccetera, sono due cose molto diverse e credo che bisogna trovare un compromesso in modo che laddove non si smette di curare, però a un certo punto bisogna anche saper fermarsi, e però è umano avere una palliazione importante verso un soggetto che soffre. Grazie veramente, grazie al dottor Francesco Antonini Canterin, cardiologo primario all'Oras di Motta di Livenza, grazie a Don Mauro Gazzelli, parroco di Unità Pastorale di Godega Sant'Urbano, di essere stati con noi, grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Salve a tutti voi, oggi abbiamo il piacere di presentarvi dei bocconcini di tacchino in crema di birra rossa con una polentina aromatizzata alle noci. Useremo della farina da polenta, sia precotta sia a lunga cottura, del petto di tacchino, delle noci già sgusciate e un buon bicchiere di birra rossa, oltre naturalmente a un po' di farina e del burro. Iniziamo con il tritare in piccoli pezzi alcuni gherigli di noci che poi andremo a mettere nella pentola che vedete alle mie spalle con dell'acqua che sta bollendo, con cui faremo la polenta. Vi consiglio di prepararla anche in anticipo, poi potete metterla in alcuni stampini e lasciarla raffreddare, così che potrete anche presentare il piatto in una maniera diversa e simpatica. Uniamo la nostra farina per polenta e prepariamo una normalissima polenta con l'acqua precedentemente leggermente salata e, se gradite, con un piccolo filo d'olio all'interno in modo che vi resti più morbida. Nel frattempo che la nostra polentina inizia a cuocere, noi tagliamo a piccoli dadi il nostro petto di tacchino. Dadini piccolini da circa 2 cm, 2 cm e mezzo, in modo che si cuociano anche abbastanza velocemente. Questi dadini poi andranno leggermente infarinati e saltati in padella con l'aiuto di un fiocco di burro e un po' di olio di oliva.
controlliamo ogni tanto la polenta che non si attacchi troppo e che sia della giusta densità. Eventualmente la correggiamo di sale e poi terminiamo la sua cottura e la stampiamo come abbiamo detto prima. L'olio si è scaldato, quindi infariniamo leggermente il tacchino e andiamo a rosolare i nostri dadini in padella. Li facciamo cuocere ben benino, rosolare per alcuni minuti, dopodiché andremo a salarli leggermente e a bagnarli con la birra. Vedete che i nostri dadini di tacchinella si sono ben rosolati, hanno assunto un bel colore dorato, quindi ora andiamo leggermente a salarli, dopodiché andiamo a bagnarli con la nostra birra rossa, stando bene attenti a non incendiare la casa. Lasciamo che il tutto si riduca un attimino e ne uscirà un bel composto cremoso con un buonissimo profumo di malto. Siamo pronti, prendiamo la nostra polentina, la sformiamo dallo stampino, la appoggiamo su una parte del piatto e ci appoggiamo i nostri bocconcini di tacchinella, dopodiché faremo scivolare questo buonissimo sughino dolce dolce sopra la polenta e chiuderemo il tutto con una bella spruzzatina di prezzemolo, con l'augurio di un buon appetito e soprattutto con un evviva da parte mia a tutti voi che ci seguite tutti i giorni.